perdere le tradizioni non va mai bene, lo sappiamo, lo diceva anche mio nonno. Quindi recuperare la tradizione, dargli un nuovo volto attraverso il volontariato è una scommessa che ci piace, in cui veramente poi ci crediamo. La storica sagra della Sardea non c'è più, ma la tradizione si è rinnovata nella location di Silea con 4 giorni di festa della Sardea Summer Street Food, manifestazione che vede un nuovo connubio tra cibo, musica ed il grande mondo del volontariato. Quest'anno abbiamo messo insieme tutte le associazioni di volontariato, grazie anche a Mirella Tuzzato e non solo, perché abbiamo veramente tante associazioni che ci hanno creduto a questo progetto, e abbiamo messo insieme la Sardea in una nuova progettualità, un cibo di strada giovane dove qui abbiamo veramente le varie regioni ci giocano un po' la Sardea a loro modo. Riflettori puntati soprattutto sui giovani che le associazioni mirano a coinvolgere di più, dando loro nuove motivazioni. Noi associazioni abbiamo bisogno di nuovi volontari e soprattutto dei giovani, perché crediamo che un giovane abbia una motivazione in più, ha voglia di mettersi in gioco e anche valorizzare più se stesso. Ragazzi coinvolti anche attraverso la musica e le band locali. Band del territorio vuol dire gente del territorio e quindi amici, conoscenti che frequentano poi il posto anche per conoscere le attività, tutto quello che viene proposto nei vari gazebi delle associazioni che partecipano a questo festival. E questa mattina abbiamo ospite Graziano Scomparin, presidente calcio Sant'Elena di Silea, assieme a Dennis Lorenzon, responsabile settore giovanile calcio Sant'Elena, per sentire anche dalla loro voce l'importanza di fare queste iniziative, di cercare di coinvolgere i giovani, di integrarli, perché è vero che ne abbiamo, specialmente nel calcio, però bisogna anche cercare di far capire che forse oltre allo sport c'è anche il mondo del volontariato. Ecco, dobbiamo far capire, forse siamo stati troppo lontani, troppo divisi, siamo in tanti ma non ci conosciamo neppure tra di noi, e questi 4 giorni, come avete visto, i preparativi, non mancava niente, come avete visto, poi vedremo anche i risultati finali. Sabato è stata una giornata meravigliosa dove io raccontavo, e lo dico al presidente Scomparì, dove abbiamo visto tante famiglie giovani con i bambini, con i ragazzi, fino a mezzanotte, cioè le famiglie con i loro bambini che giocavano, che si divertivano, e non ho visto cellulari nei tavoli. L'ho detto perché io guardo molto, sono molto attenta a queste cose. Perché? Perché era stata una giornata movimentata, interessante. Avevano provato gli occhiali per vedere come se sei il brillo, no, della Croce Rossa, ma anche i bambini, perché si fa prevenzione. Allora, Graziano Scomparì, cosa dici? Come ti è sembrato questo grande villaggio delle associazioni? Bene, innanzitutto grazie per l'invito, saluto anche il pubblico di Rete Veneta che ringrazio per l'ospitalità. Sicuramente io come presidente del Calcio Sant'Elena, che da 30 anni sono presidente, ho visto una bellissima iniziativa, come diceva Mirella, che ha coinvolto molte associazioni, anche le famiglie. E per me è stata un'esperienza positiva, io sono rimasto là tutta domenica, gli altri miei collaboratori del Calcio Sant'Elena e altre serate, però è stata determinante e, come dicevo prima, eventualmente di integrare un qualcosa magari nei spazi vuoti con qualche altra iniziativa, ma come primo anno è stata un'esperienza positiva da parte mia. Sentiamo anche Dennis Lorenzon. Dennis, cosa ti è rimasto di questi 4 giorni, cosa hai visto e soprattutto l'importanza di essere uniti, di cercare anche di conoscerci? Sì, sicuramente ho visto molto dialogo tra le varie associazioni, è stato interessante vedere associazioni che toccano varie temi, dalla Croce Rossa per quanto riguarda il tema della sanità all'ambito sportivo. Ho visto l'associazione del baseball, quella del calcio, del ciclismo e tutte le altre associazioni di volontariato. Come hai detto te prima, Mirella, ho visto parecchio movimento da parte di famiglie giovani. Sicuramente anche la musica ha aiutato, ha dato un bello slancio per l'età dei presenti, diciamo, e sì, insomma è stato tutto organizzato in maniera splendida. Naturalmente
il primo anno di esperienza darà gli spunti per migliorare nei prossimi anni. E l'importante è anche conoscerci, sapere chi fa cosa, perché se tutti facciamo tutto alla fine non riusciamo a capire chi siamo, invece ognuno deve occuparsi di quello che fa e far capire l'importanza di quello che fa, perché noi dobbiamo arrivare a questi ragazzi coinvolgendoli, e penso che lo sport sia l'arma migliore che abbiamo, perché purtroppo dai dati che abbiamo sentito anche in queste trasmissioni dagli addetti ai lavori, molti dopo la pandemia hanno lasciato lo sport, non si sa il perché, però abbiamo questa defiance e per fortuna qualcosa si sta riprendendo, però bisogna lavorarci sotto. Presidente, cosa è successo? Come mai questi ragazzi all'improvviso si stancano oppure vogliono cambiare, toccano varie discipline, ma alla fine poi invece dovremmo cercare, se tu scegli quella la devi fare fino alla fine, poi decidi, ma non iscriversi e dopo un piccolo periodo e lasciare. Anche i genitori quando devono capire che gli impegni sono impegni, prego. Sì, sicuramente questo è determinato, non so se è stata colpa della pandemia su questo tema, però è una realtà che abbiamo toccato con mano. Noi Fatalità abbiamo iniziato col settore giovanile la ripresa nel 2019-2018 e pertanto abbiamo avuto questa esperienza e c'è stata questa difficoltà. E le analisi che è stata fatta non sono sempre semplici. I ragazzi con molta facilità cambiano di anno in anno, finché non fanno maturità cambiano o lasciano lo sport. E questo per noi responsabili di società è molto problematico capire, perché noi a una certa età il lavoro che facciamo per l'aggregazione e dare che si divertono i ragazzi a fare sport non è sempre semplice, e su questo problema valorizzare il tutto ci stiamo mettendo tutta, perché noi anche come Sant'Elena Calcio cerchiamo di fare il motto un po' nostro è creare una famiglia, perché ognuno si senta un po' a casa sua, però nel rispetto delle regole. E con facilità anche i genitori danno una mano così a cambiare sport, attività e a lasciare. Capire il tutto non è facile. Noi continueremo a lavorare in questo per far sì, infatti stiamo anche integrando anche con psicologi in società per capire meglio anche noi stessi il comportamento verso i ragazzi. Come andare a parare con questi ragazzi e centrare l'obiettivo che è quello di farli muovere alla fine. Esattamente, e Dennis sta lavorando. Appunto, cosa dicono questi ragazzi? Ecco, come si comportano? Perché ogni disciplina ha delle regole, degli orari. Certo. Ecco, come li vedi questi ragazzi? Il comportamento che hanno, le regole, fanno fatica a rispettare le regole oppure vedi che veramente quando prendono un impegno seguono le regole e la disciplina degli orari? Lì secondo me allora siamo ancora fortunatamente in un periodo dove la maggior parte dei ragazzi seguono le regole, seguono... No, io non ho quell'idea che sono tutti indisciplinati, che sono tutti... per me non è vero. Condivido. Come anni addietro c'era qualcuno fuori dalle righe, anche oggi c'è qualche ragazzo fuori dalle righe. Io credo, anzi forse, che c'è un po' meno tolleranza da parte nostra rispetto a un po' di tempo fa. Grande Dennis! Ecco, credo che forse vogliamo tutti incanalarli in uno schema ben preciso, ma non è... maleducati. Io non li vedo così, ragazzi. Ecco, forse in età adolescenziale, che magari oggi è un po' più anticipata rispetto agli anni nostri, ecco, adesso già a 12 anni iniziano a essere forse un po' più esuberanti, però sempre dentro alle regole, insomma. Vedo forse un po' meno rispetto nei confronti dell'adulto, ma neanche rispetto,
po' più come la posso chiamare, un rapporto un po' più libero, ecco, nel confronto dell'adulto, mentre tempo fa c'era il buongiorno, buonasera, mi molto scusi. più amichevole, Adesso diciamo. è molto più amichevole, si prendono più libertà, ecco, però è anche bello così, insomma, per noi adulti che stiamo in mezzo alle associazioni penso sia più bello sentirsi dire ciao, come stai, piuttosto che buongiorno. Guarda, ieri sera sono tornata molto tardi perché ero stata invitata in un posto e a un certo momento era l'una di notte e voi dovevate vedere la Treviso Mare. Sembrava un'autostrada a Ferragosto. Come hai detto tu, quello che ho notato era che la maggior parte rispettava le regole, nel senso si correva, poi ti arriva il cretino di turno, ne basta uno, Certo. e là succede il finimondo, sorpassi azzardati. Io ho visto 2 motociclette con una ragazzina e una ragazza dietro che hanno il casco, non riesci di capire quanto, che correvano proprio in mezzo alla carreggiata e non si spostavano. Cioè o erano ubriachi, perché come fai a non vedere anche con lo specchietto che c'è una fila che nessuno Sì. sorpassava perché non capivi dove volevano andare? Allora io dico che c'è sempre quello che non riesce a capire le regole. Ma il problema è che ne basta uno. Non è che dobbiamo trovarne 20. E quell'uno va fermato. Poi devo dire la verità, ho visto la pattuglia della polizia. C'era una pattuglia. Ho visto, perciò lo posso dire, che c'era la pattuglia, avevano fermato anche 2 o 3 veicoli. Ma il problema è, ma come si fa a non capire che con tutto quello, perché non si può dire che non si sente, che non se ne parla, che la prevenzione non viene fatta sull'educazione stradale, non si può dire. Cioè, ma io mi domando, ma allora questi dove hanno la testa? Cioè rispetto il valore della loro vita e rispetto degli altri che si parla, dov'è? Perché ripeto, non è che noi dobbiamo, ne basta uno per rovinare famiglie intere. E quell'uno lo troveremo sempre, è inutile che ce la raccontiamo. Certo. Sicuramente. Lo zero incidente non ci sarà mai perché c'è sempre quello che se ne frega. L'ho visto ieri sera. Ma dei sorpassi azzardatissimi, a una velocità folle. Rinaldo da Venezia, Rinaldo, cosa dici? Cara Mirella, ti darei innanzitutto saluto i tuoi ospiti per quello che fa è una roba bella, perché queste associazioni ai fiori insegna solo l'educazione. Bravi, perché i fiori, lo è vero, stando insieme con delle persone anziane così, e impara a portare rispetto, comportarsi bene. Non è vero che i fiori, viene sempre come che ti dici te, è gnocco, che non fa il bravone. Però è associazione che io faccio 2 persone e bisogna dargli un plauso e mettermi in condizione di poterlo fare senza problemi, perché per i fiori giù è la cosa più bella che sia. Avere un impegno col calcio, con quello che vuole, però avere un impegno con lo sport, no, importante, importantissimo. E adesso ti dico una roba, Mirella, domani è il compleanno del vostro sindaco, De Mario Conte. Mi faccio gli auguri, non ha bisogno di auguri, perché è una brava persona, è onesto, e dà il consenso di tutti gli altri e diventerà Presidente del Veneto. Caro Mario, auguri per domani. Domani non posso farti perché Mirella non vede, sempre colpa sua. Manco dovere. Grazie caro Rinaldo, grazie per quello che hai detto. Andiamo a vedere anche le immagini del drone di questo posto meraviglioso della centrale di Silea, un posto bellissimo dove veramente si respira un'aria diversa. Guardate a 2 passi da casa che posti abbiamo. Io mi domando se ci rendiamo conto della fortuna di avere questi spazi, questo fiume meraviglioso, e soprattutto io penso, e lo chiedo anche a Graziano e anche a Dennis, l'importanza anche di fare questi sport all'aperto. Tanto è vero che ho chiesto anche alla sindaca Rossella Cendrone e all'assessore Biasin di cercare di aprire questi spazi. Lo so che c'è il Parco Sile, ci sono dei divieti molto importanti, però come si superano, se si ha voglia veramente di centrare l'obiettivo, certe burocrazie, una certa burocrazia,
penso che questi spazi delineati durante la settimana per far capire l'importanza di toccare con mano, di vedere, perché è vero che abbiamo questi campi, però dobbiamo aprire di più, secondo me, Graziano, dobbiamo far vedere di più, siamo noi che dobbiamo andarli a prendere. Fermati, vieni a incontrarci, guarda cosa stiamo facendo. Questi ragazzini che ho incontrato anche sulla centrale, lo dico anche a Paola da Padova, quei ragazzi che hanno preso il luccio che vi raccontavo enorme, lo hanno rilasciato nel fiume. Ecco, mi hanno detto che non l'hanno portato a casa, perciò volevo far felice Paola dicendo che la sensibilità di questi ragazzi, ecco, è quella che poi hanno capito l'importanza anche di questo pesce bellissimo e l'hanno rilasciato. Perciò capite quello che ha detto Dennis, che c'è molto buono in questi ragazzi, poi quello che non capisce lo troveremo sempre. Allora, questi spazi, cosa ne pensi, Scomparin? Sicuramente sì, guarda, io ho vissuto questi giorni alla festa e non li conoscevo del tutto questi spazi, perché prima quando c'era la festa c'erano i capannoni, invece abbiamo vissuto questi spazi e dobbiamo essere noi i primi a farli conoscere, come hai detto tu, a portare là i ragazzini, a farli divertire. E io proporrò anche alla società, ai giovani, magari di fare un po' di attività. Anche l'allenamento stesso, visto che c'è la restiera, visto che c'è spazio, per fare un po' di approfondimento, per far conoscere proprio ai nostri ragazzini questi spazi che secondo me vanno sfruttati e vanno vissuti, perché è un po' un sogno, una realtà che stiamo vivendo su questi spazi. Dennis, cosa ne pensa di questi spazi all'aria aperta? Ne abbiamo tantissimi, perché non sfruttarli? Ecco, il Covid ha servito a far capire che le palestre possono essere anche all'aperto. Cosa è nato dopo il Covid? Questi spazi verdi, finalmente vedevamo persone che si allenavano dallo yoga, perché veramente l'aperto chiama questo, non c'è niente da fare, nonostante che abbiamo anche queste situazioni molto belle di questi campi da calcio, che il calcio regna sovrano qua a Nuovese Storia. Qua, Nuovese Storia, abbiamo sentito anche ieri il passo di Silea, gli anziani, il centro anziani di Silea. Ecco, cosa si parla, ho detto io tra di voi? Calcio. Sì, Milan, Inter, Juve, non si scappa. E dopo l'orto, anche l'orto. Calcio, sempre spazi aperti. Sempre spazi aperti. Cosa ne pensi, Dennis, di cercare anche di sollecitare gli amministratori? Magari adesso ci sarà anche il nuovo presidente della regione, perciò cambierà anche la giunta, di cercare di essere, visto il Parco Sile è un parco molto importante, di iniziare a capire che noi dobbiamo uscire di casa, ecco, non dobbiamo aver paura, dobbiamo far sì, sapere che i nostri ragazzi sono all'aperto, in mani sicure. Ecco, io penso che dobbiamo accelerare su questo. Cosa ne pensi, Dennis? Beh, sicuramente lo spazio aperto da fruire è una cosa importantissima. Avere la fortuna di avere appunto delle aree su un percorso paesaggistico di bellezza rara è una fortuna, quindi riuscire magari anche ad attrezzarle per svolgere appunto delle attività come una palestra all'aperto. Sono strutture che poi puoi togliere, cioè non è che devono rimanere là le strutture, poi si possono togliere. Esatto, riuscire appunto ad attrezzarle con un qualcosa sarebbe bello. Poi ecco, comunque abbiamo la fortuna di svolgere l'attività in un comune dove è stato negli anni costruito un plesso sportivo molto importante, sì, perché non ci sono molti comuni che hanno la fortuna di avere uno spazio con 2 campi a rugby, 4 campi a calcio e tennis, e palazzetto, quindi insomma credo che, ecco, che faccio un plauso alle varie amministrazioni che si sono susseguite del comune di Silea, che hanno dato ai cittadini degli spazi, anche il Parco dei Moreri, dove insomma è un comune che offre molte possibilità di sport all'aria aperta e negli anni ha saputo costruire ed investire su queste strutture. Ecco. Allora andiamo a vedere anche il video che ha portato Graziano Scomparin assieme a Dennis Lorenzon, questa premiazione Verona Tomba. Andiamo a vedere.
sei la Tamba Modu. Questo vuol dire che insomma è un elemento molto importante, vuol dire che il percorso prosegue bene. Sì, certamente Tamba, che 2019 che si è presentato a Sant'Elena, in questo rapporto, collaborazione, è stato molto significativo. Noi abbiamo dato il massimo a lui, ma anche noi abbiamo ricevuto molto per Tamba in questa esperienza, insomma. È bello vedere la tua commozione, sono bellissime parole. Commosso Scomparin, facciamogli un applauso veramente di cuore. 8 stagioni in prima categoria, in conclusione un'ultima domanda, ce la facciamo per la nona, siete penultimi in classifica, ci proviamo? Domani è una partita difficile con il Condor. Esattamente, ce la mettiamo tutta fino all'ultimo e diamo la palla a Modu. Adesso andiamo da Modu e poi Beppi, così tagliamo Beppi, perché lo so che sto sforando in questo momento di 1 minuto, solo di 1 minuto, ragazzi, stiamo terminando. Allora concludiamo proprio con Tamba Modu, un altro ragazzo del Gambia. Allora ti chiedo come sta andando con il Sant'Elena, come va la conoscenza con i tuoi compagni di squadra, con il mister, e ti chiedo come potresti definire questa grande persona che è Graziano Scomparin. È un po' un papà per te, vero? Sì, stiamo facendo bene, anche gioca bene, tutte squadre così mista, facendo tutti, anche la società, facendo bene anche domani è una grande partita anche con la Condro, così speriamo di vincere quella partita anche. Senti, un'ultima domanda, tu sei un attaccante, sei un esterno, so che sei velocissimo, a chi ti ispiri? L'Africa è fatta di grandissimi attaccanti, mi vengono in mente, vedo che ridi, mi vengono in mente alcuni nomi: Gervinho, Adebayor, Drogba, Mané, Salah, Eto'o. Qual è il tuo idolo lì in attacco tra questi grandi bomber africani? Ma forse il mio preferito giocatore è Mane, anche più veloce anche. Mané, questo è molto veloce, questo è veramente Speedy Gonzales. Un applauso a Tamba Modu. E adesso, ragazzi, l'ultima premiazione con Beppi Ruzza, presidente Comitato Regionale Veneto, con un bellissimo orologio per Tamba Modu. Adesso abbiamo anche Ilaria Bazzerla che consegna al presidente Graziano Scomparin questo bellissimo gagliardetto. Luca De Simoni, anche lui nelle foto di rito. Insomma, 2 ragazzi del Gambia che si ritrovano insieme qui su questo palco, è veramente straordinario. Facciamo un ultimo applauso per loro. Grazie di cuore a Tamba Modu che ha ricevuto la maglia. Allora, prima di sentire una bellissima storia raccontata da Graziano Scomparin, abbiamo Sandra da Padova. Ciao Sandra. Ciao Mirella e buongiorno ai signori bravi, tutti e 2. Io volevo dire una cosa. Una volta, Mirella, c'erano gli oratori e i ragazzini, quando dopo tornavano da scuola, mangiavano, andavano anche a sfogarsi, e c'erano questi oratori al Duomo, a Padova, la cattedrale, c'era l'oratorio. Mio fratello è cresciuto lì, giocavano a calcio, facevano diverse attività. Adesso non c'è più sta roba qua, non c'è più. Allora io mi chiedo, le parrocchie, ma perché non iniziano qualche prete? Perché poi ci sono dei preti che cercano di avvicinare i ragazzi, però tanti si dedicano a altre robe, Mirella. Allora, e poi piano, io mi sono fatta un po' una cultura del calcio. Io il calcio vedevo solo le partite importanti mondiali, lo scudetto e questo e quest'altro, però da quando mio marito e mio figlio, l'Inter di qua, l'Inter di là, dove vado al bar lo stesso, mi sono fatta un po' una cultura non eccezionale. Però parlava giustamente di un signore, ha detto anche non c'è più la struttura. Come ha detto una cosa così, una volta i ragazzini giocavano in strada e vedevano là dove poteva arrivare il campione, quello che aveva le qualità. Il cortile, il prato, brava Sandra. La strada. Adesso non c'è più, adesso vedi i ragazzi che girano tutto il giorno, io li vedo ragazzini, poi non è che tutti sono così, una parte si dedica allo sport, bisogna anche finanziare lo sport perché ha un costo. Adesso con Sinner, che io sono un'appassionata di Sinner come tanti, hanno avuto un sacco di iscrizioni. Allora non ha importanza
se fai calcio, se fai tennis, se fai qualsiasi... È il personaggio che attira, che stimola. È vero, è vero. Esatto. E bisognerebbe fare delle volte dei programmi in televisione, Mirella, proprio per far vedere sti ragazzini, e invece vedo che non c'è volontà. Infatti Io tu vi vedi, auguro grazie una Sandra, buona- devo andare avanti, se no non ce la faccio, anche video da far vedere. Infatti io cerco di chiedere agli ospiti che ho di mandare sempre i video di quello che fanno, perché allora capite bene l'importanza del video, chi partecipa, chi sono questi ragazzi, i loro allenatori, i familiari, perché è molto importante quello che ha detto Sandra. Prego Scomparini e poi la storia bella. Sicuramente sì, è giustamente questo, è esattamente, cioè, il discorso degli oratori è vero. I preti, i parroci dei paesi adesso sono sempre meno e pertanto hanno meno tempo a seguire, e spetta anche a noi un po' dirigenti che accettiamo questo compito di portare avanti quest'altro lavoro in mancanza di questo. Cerchiamo di fare il miglior possibile da questo lato per l'integrazione dei ragazzini, tenerli uniti, che è indispensabile per il futuro loro. E la storia bella? La storia, che abbiamo visto il video, esattamente, è cominciata nel 2019, dove sono stato contattato dal parroco, dal cappellano di Sant'Elena di Silea, che era Don Otello, che è cappellano del carcere minorile di Treviso, dove mi hanno convocato per proporre questo che volevano fare questa esperienza con un ragazzo che vedevano che era dentro il carcere, che aveva arrivato col barcone e poi era arrivato a Trento e naturalmente là aveva combinato col spaccio. E poi è stato determinante le varie somme che ha accumulato di denunce, è stato trasferito al carcere minorile di Treviso. E siccome veniva visto come comportamento che poteva essere reintegrato sto ragazzo, mi hanno convocato per dare la possibilità a questo ragazzo di fare delle attività, la messa in prova. E io ho accettato come presidente, non era un'esperienza facile, non è stato facile anche a farlo capire ai nostri dirigenti, però alla fine tutti d'accordo, abbiamo accettato e veniva accompagnato una volta alla settimana a fare attività di volontariato come lavoro e rientrava in carcere la sera. Visto il comportamento di 6 mesi positivo di questo ragazzo, dove lui era libero, faceva dei lavori in campo sportivo, in spogliatoi, era sempre là, io lo seguivo, si andava a mangiare assieme. Si è comportato bene, ha sempre seguito il bene, le hanno dato ulteriore possibilità a sto ragazzo, mi hanno rinconvocato, dove avevano visto la possibilità per questo ragazzo di dare una stanza fuori dal carcere e provarlo a mettere anche come fascia lavorativa. Io mi sono messo in gioco, io ho una piccola attività di giardinaggio, ho dato la mia disponibilità a lui e al carcere, ai dirigenti per questo ragazzo, di cui faceva un part-time alla mattina e faceva volontariato ancora, dava una mano agli allenatori a allenare 2 volte i ragazzini alla settimana e 3 giorni andava a scuola. E questo Tamba Moddu ha fatto questo percorso positivo di questo, sempre comportamento bene. Devo ringraziare anche e soprattutto in questo momento la mia moglie, perché quando lui è venuto a lavorare con me l'ha accettato a casa, mangia ogni giorno con noi a pranzo, poi lui segue il suo percorso, rientra con la Caritas e tutto quanto. Pertanto abbiamo fatto questo percorso positivo che ha fatto di sto ragazzo, insomma, che adesso attualmente abbiamo visto il filmato che sono stato invitato, c'era il torneo delle regioni, là c'erano 1200 ragazzini presenti che di fronte a questo palco, e sono stato invitato dal presidente federale Ruzza a questo riconoscimento di integrazione che è riconosciuto all'Unione Sportiva Sant'Elena di questo ragazzo
Nel frattempo la maglia che abbiamo visto era un altro ragazzo arrivato col barcone che gioca col Virtus Verona, e anche lui non ha avuto altre cose se non col calcio, e adesso sono passati 5 anni. Devo ringraziare la federazione. Quando lui ha finito il suo percorso, diciamo, con la giustizia, anche quello sociale, adesso è un libero cittadino, lavora tutto il giorno a pieno ritmo con me, continua a fare calcio e continua a fare attività di volontariato in paese con noi, con la società calcio, e anche altra disponibilità. Dal 2019 siamo al 2005, 6 anni e devo ringraziare questo ragazzo che si è messo in gioco. La possibilità per me, che mi ha riempito di esperienza forte su questo, e dobbiamo dare, secondo me, punto di vista, la possibilità a questi ragazzi di integrazione e inserimento. Tutte le mattine, Graziano, dico sempre che arrivano, non sono tutti delinquenti o spacciatori, e se anche lo fanno è perché più di qualcuno non ha l'opportunità di riuscire a mettersi in gioco nella maniera positiva e non negativa, perché hanno il nemico dietro l'angolo. Avete sentito tonnellate di droga che hanno sequestrato? No, l'avete sentito? Quando io ve lo racconto, avete sentito? Gira a fiumi, gira a fiumi. Perciò capite bene che questi ragazzi non hanno da mangiare, non hanno niente, non sanno come, hanno il nemico dietro l'angolo e dice: guarda, prendi questo, portalo là e hai da mangiare. Capite che quello che sta dicendo Graziano Scomparin, che ringrazio per quello che hai raccontato, perché fa molto bene, sai, ecco, perché purtroppo siamo in un ambiente dove veramente il diverso è visto molto male anche dai diversamente giovani, soprattutto, non tutti. Perché c'è la paura che regna sovrana, perché il messaggio che è passato è questo, specialmente il colore scuro. Io quando ho il banco solidale aperto lo racconto, voi lo sapete, più di qualcuno quando passa davanti che vede queste persone in fila tranquille e dicono: guarda là, i sacchi a perdere, li chiamano sacchi a perdere. Poi dite che non siamo razzisti, non tutti, no, però avete sentito anche i ragazzi ospiti che ho avuto, gli studenti, cosa hanno detto? Sì, è vero, c'è, lo viviamo, l'hanno detto loro, perciò se non crediamo neppure a loro, vedete voi. Però lo sport, Dennis, è quello che fa fare il passo in più, dove tu capisci che questo ragazzo, se lo guardi negli occhi dopo una serie di step di comportamento, che giustamente, come ha spiegato molto bene Graziano Scomparin, non è che subito gli dai la banana, bisogna che veramente devi fare anche con la carota, prima e capire che le regole sono regole. Però se vedi che c'è la buona volontà di fare questo e di rimettere proprio, di riprendere in mano la propria vita, ma perché non aiutare? Ma perché non aiutare? Cioè, io non so se ci rendiamo conto che sono dei ragazzini, cioè che scappano da situazioni gravissime, e invece c'è questo, sono tutti delinquenti, sono tutti spacciatori, ti fanno del male. Il male non ha colore, perché lo vediamo, basta vedere nei femminicidi, cioè non è che possiamo dire che non succede. Allora, quanto importante è, Dennis Lorenzon, capire che con lo sport, che fortunatamente è entrato nella Costituzione nel 2024, pensa a te, però iniziamo a fare sport dalla quinta elementare, cioè dobbiamo iniziare dall'asilo, abbiamo un'obesità che preoccupa i pediatri, questi bambini che mangiano malissimo, vedete cosa succede. Ecco l'importanza dello sport, Dennis. Allora, lo sport nella crescita di un individuo è fondamentale, nella crescita dei ragazzi e le ragazze. Lo sport insieme all'istruzione e alla scuola sono i due capisaldi della crescita. Per noi, per le società, è importante oltre ad allenare, a dare una possibilità di fare attività fisica, è importante trasmettere determinati valori, le regole, il comportamento, la disciplina, ma non solo, infatti, come... E la salute anche, perché fa solo del bene. Ma come Calcio Sant'Elena reputiamo che sia fondamentale anche trasmettere i valori della condivisione, del rispetto delle persone con minori possibilità, con delle disabilità,
è importante fargli capire il valore del sociale, dello stare assieme. Quelli sono i messaggi principali. Di trovare una famiglia se non ce l'hanno, ecco quello che ha fatto Scomparin con sua moglie, che ringraziamo anche noi, ecco, di cercare di far capire che se non ce l'hai la famiglia te la posso creare anch'io, però devi metterti in gioco, bisogna vedere c'è la volontà. Abbiamo Fabio da Padova, vai Fabio. Ciao Mirella, saluto tutti. Ciao. No, volevo darvi una notizia. Allora a Padova, all'aeroporto di Padova, c'era la base dell'aeronautica militare e sono andati via tutti. E lì ci sono case, capannoni, appartamenti, uffici, tutto vuoto, anche una piscina olimpionica, e va tutto in malora perché non fanno niente. Cosa hanno messo dentro lì? Dei ragazzi minorenni che sono arrivati con i barconi, li hanno messi lì. E questi poveri ragazzi, io li ho visti più di qualche volta, lì vanno solo a mangiare e a dormire, dopo durante il giorno sono liberi di andare dove vogliono e vengono arruolati per spacciare la droga, perché io li ho proprio visti, ho visto che vanno a San Carlo, la cella, e li ho visti che spacciano droga. Ecco. Allora io mi domando come sia possibile che un sindaco e la sua giunta comunale tutta abbiano messo queste persone lì dentro e li hanno abbandonati a se stessi. Ecco, dopo non possiamo lamentarci se questi ragazzi qui delinquono, perché sono abbandonati a se stessi, no? E chiaramente loro vengono qui per il telefonino, per avere la bicicletta elettrica, questo, il monopattino, e loro si guadagnano i soldi spacciando droga. Ecco, io trovo una cosa vergognosa questa cosa qui, e qualcuno dovrebbe vergognarsi di ricevere dei ragazzi minorenni e dopo metterli a abbandonarli a se stessi. Ecco, volevo darvi questa informazione. Grazie Fabio della segnalazione che fa pubblicamente, Fabio, perché tutti quanti, io lo dico tutte le mattine, forse dovremmo mettere quella famosa goccia, ecco, che non costa poi più di tanto, perché tante gocce aiutano. Il mare e l'oceano sono fatti poi di gocce, di acqua, un po' alla volta, forse cambieremo anche noi il sistema, però è difficile perché, vedi, e lo dico sia a Dennis Lorenzo, a Graziano Scomparin, sarà anche il profondo sud, ma c'è anche il profondo nord, mi non vuoi combattere, mi ho paura, chi si arrangia, e invece il futuro esatto, è facile più che impegnarsi, però d'altra parte noi avremo bisogno di questi ragazzi perché noi non ne abbiamo più, questa è la verità. Avete sentito i numeri di natalità data da persone esperte, perciò è inutile che ce la giriamo, noi dobbiamo puntare su queste figure perché le nostre non le abbiamo. Pubblicità.
Allora, prima di commentare un altro video che ha portato Scomparini, sentiamo Piera da Padova. Ciao Piera. Piera? Sì, pronto? Sì, buongiorno, prego Piera. Sì, volevo dire, guarda Mirella, volevo dire che è inutile, che è ora di finirla con questo finto buonismo. È ora di finirla, perché non sento. Vai, ti sentiamo bene noi, vai. È ora di finirla, ho detto, con questo finto buonismo di questi ragazzi che partono, che ne sanno loro di quello che abbiamo subito noi. Che ne sanno di quanto abbiamo lavorato noi. Là a Padova gli avevano insegnato di pulire e invece bevono l'acqua, la buttano là, bevono là e la buttano là, li portano da mangiare, gli danno i soldi per la scheda. Perché devono proprio essere questi poverini andare a rubare e spacciare perché sono giovani? No! Io non li giustifico, Mirella, perché è ora di finire di giustificare tutto su tutto. Devo dargli un incarico, sì, però quando gli dicono pulisci e no, bevono la bottiglietta d'acqua e la buttano per terra, no sul cestino. Ma tutto, una carta, una cosa, vanno le donne di pulizie, devono imparare di ascoltare, invece loro vogliono soldi facili. Tutti, perché non si integrano, Mirella, neanche quelli della seconda generazione. Non si vogliono integrare. Soldi facili, soldi dappertutto. Adesso hanno trovato covo di droga e di armi, Bagnoli, Tribano, Anguillara, hanno trovato dappertutto e c'erano metà italiani e metà stranieri, perché anche gli italiani si vengono trascinati sui soldi facili. E invece tutti abbiamo avuto, almeno io, un passato molto duro. E non ho spacciato, non sono andata a rubare, mi sono adattata ad andare a lavorare nei campi, Mirella. E devono smetterla di dire questi poverini vengono qua perché no, vengono qua perché non sono puniti, anche se sono maggiorenni, non sono puniti, devono venire chi lavora. Chi non lavora se ne deve ritornare a casa, perché 7, 8, 10.000 euro per venire in Italia ce li hanno, io non ce li ho, Mirella. Loro ce li hanno, io non ce li ho. E allora vale a dire che non stavano male neanche là, perché sono tutte persone un po' così quelle che vengono qui, perché si buttano subito a fare spaccio, rubare, massacrare persone, perché non sono persone molte che vengono qui. Sono neanche animali, sono bestie, perché quando si vede 3 persone calci, pugni a un anziano, prima lo derubano e poi lo picchiano, derubalo e basta, e invece lo picchiano a sangue, Mirella. Questo fa molto molto male. Molto male. Grazie Piera, se abbiamo sentito le riflessioni di Piera, è giusto, siamo in democrazia, ognuno può pensare e dire quello che pensano. Certo che sparare nel mucchio non va bene, perché non sono tutti così, come ci sono i bianchi, i cattivi e i buoni. Ecco, questa è la mia riflessione, e soprattutto quello che ha detto Scomparini. Forse se dessimo loro più la possibilità di lavorare, di impegnarsi, e non so chi ti ha detto che hanno tutti questi soldi che pagano, non so perché arrivino questi messaggi. C'è qualcuno che paga per loro, questo sì. Non è vero che hanno la paghetta, vengono pagate le cooperative, ma loro la paghetta non ce l'hanno. Ecco, capite che i messaggi che arrivano sono devastanti, sì. Scomparini. Perché Piera ha ragione, perché quello che sente è quello che fanno vedere, perché le buone azioni di altri ragazzi, anche diversi, non le fanno vedere. Si deve far vedere, per fortuna che l'hai portato tu, esattamente, esempio. Io ti ringrazio per questa possibilità che mi hai fatto vedere il filmato, che è una realtà che anche questi ragazzi si possono mettere in gioco e dare la possibilità di integrarsi nel nostro mondo lavorativo, e non solo, anche nello sport e nel sociale, come sta dimostrando. D'altra parte però, Dennis, il messaggio che è passato è della rabbia, la rabbia anche di queste persone come Piera, perché i messaggi che arrivano e quello che vedono sono quello che ha detto Piera. Cioè non è che ci sono i buoni esempi che Piera possa dire mai visto, pochissimi, rarissime volte, però abbiamo gli esempi, come ha spiegato Scomparini, e li ha fatti vedere, cioè di dare la messa in prova, serve a quello, a capire chi c'è,
Certo. con chi devo confrontarmi, chi è questo ragazzo, se ha voglia di riprendersi in mano la vita o se ha voglia di buttarla via per sempre. Prego, come commenti la telefonata di Piera? Hanno colpito due passaggi, uno del signore della telefonata precedente, Fabio, che ha detto che all'interno di una struttura fatiscente di Padova hanno messo questi ragazzi minori. Quindi se lì non è che voglio dar colpe o responsabilità, però se non ci fossero strutture fatiscenti o cosa, non ci sarebbe la possibilità che si creino queste situazioni. E sull'ultima telefonata della signora Piera mi ha colpito un passaggio dove appunto ha detto che poco tempo fa hanno fermato per spaccio e c'erano mezzi italiani e mezzi stranieri, però ha detto che gli italiani, cioè ha dato per scontato che siano gli italiani che si sono fatti trascinare agli stranieri, quindi non ha neanche messo in preventivo che magari fosse il contrario, no? È proprio perché i segnali quotidiani sono sempre in una direzione, no? Se ti dico che passano davanti al banco e li chiamano sacchi a perdere, non saranno tutti, ma c'è anche quello che li chiama così. Quando i segnali sono in una sola direzione, ma tu è logico pensa che anche il messaggio che arriva a questa persona in fila per una borsa della spesa, a sentirsi dire che è un sacco a perdere, perché non è che non capiscono l'italiano, è inutile, attenzione, cioè tu pensa anche quanto devastante può essere, eppure hanno una compostezza, cioè sono io poi che mi metto in gioco per loro e dico no, vieni qua, ripeti quello che hai detto davanti a me, e allora la viene, no ma non ho detto così, ma come si permette a fermarmi, ma no, io ti fermo e come che ti fermo? E ripeti le stesse cose che ti ho sentito davanti a voce alta guardando le persone negli occhi che gliel'hai detto, perché cosa ti stanno facendo alla fine? Sono composte, ferme, educate e tu le vai a offendere. Cioè c'è questa rabbia, ecco, i giovani secondo te hanno questa rabbia? Vedi che ho capito? Avevo in mente, mi hai letto nel pensiero. Allora, fortunatamente noi siamo al campo, gli addetti ai lavori siamo al campo tutti i giorni, vediamo ragazzi tutti i giorni, abbiamo la fortuna di avere nella nostra società ragazzi di molte nazionalità e vedendoli, quando vado a casa mi dico Dennis, cerca che rimangano così, cioè non influenzarli, perché tra di loro, tra le diverse nazionalità, cioè sono tutti uguali, loro non vedono il colore. Queste malizie. E quando arrivano a casa che c'è qualcuno che gli fa notare il colore. Non hanno le malizie che hanno gli adulti, loro tra di loro stanno bene, vanno d'accordo, giocano, ridono, scherzano e sono tutti uguali. È l'adulto che ci auguriamo non vada a mettergli questa malizia. Chiedo a Graziano Scomparin che ho qualche imprenditore che mi dice che quando appunto vengono ordinati dei lavori, anche vari tipi di lavori all'interno delle case, la prima cosa che molti, non tutti, ma più di qualcuno chiede se ci sono lavoratori stranieri di colore perché non li vogliono. È vero, Scomparin, nella tua attività c'è qualcuno che... Beh sì, devo ammetterlo, diciamo che io ho una piccola impresa di giardinaggio, però più di qualche cliente mi ha chiesto ma tu hai stranieri che lavorano con te, di dove sono, cosa fanno? Cioè, questa è una realtà che secondo il mio punto di vista non deve essere vissuta fra di noi, perché se io per esempio il ragazzo che abbiamo fatto vedere prima, da 4 anni che sta lavorando con me, però si sta comportando benissimo, fa il suo lavoro e tutto. Cioè lo manderesti a lavorare su una casa di un privato qualsiasi? Sicuramente sì, per primo perché ho aperto io le porte per primo a casa mia e sicuramente naturalmente anche lui deve, come tutti e anche i miei collaboratori rispettano delle regole, quando si va a lavorare
soprattutto io che faccio giardini, si va a lavorare in case privatamente e si deve essere rispettare come uno lavora a casa sua, pertanto questo rispetto va fatto, ma lui è sempre comportato e vedo anche altri collaboratori che hanno fatto questa esperienza, che sono contenti. Insomma, io ho un ragazzo, questo ragazzo, ma anche una ragazza spagnola che sta lavorando con me, che fa giardinaggio, e anche lei, insomma, che arriva dalla Spagna, è arrivata tramite l'Erasmus, poi è rimasta qua e naturalmente si sta comportando benissimo. Però su Dennis, questo, nei campi da calcio vediamo che c'è invece, a parte di questi spettatori, ecco, magari anche i genitori di questi ragazzi che incitano il razzismo, perché li chiamano con degli, abbiamo visto cosa succede. Cosa vedi tu? Perché i ragazzi tra di loro, anche le squadre, vanno come dice lui, cioè vanno d'accordo, poi arriva la parola del genitore, questo può essere anche la mamma, il papà. Cosa vedi? C'è questa, ecco, questo vedere il diverso ancora anche nello sport come un qualcosa che ti dà fastidio? Sì, mi dà fastidio. L'augurio è che con i vari cambi generazionali questa cosa inizi ad andare a scemare sempre di più. Purtroppo si vedono ancora di questi episodi, giustamente vengono anche messi in risalto. Molto in risalto. Vengono messi molto in risalto per sensibilizzare sempre di più a far sì che non succedano, però insomma mi auguro e sono convinto che siano degli episodi molto limitati, quindi credo circoscritti. Molto circoscritti. Credo che comunque stiamo facendo dei passi in avanti da questo punto di vista. Ecco. Soprattutto perché i giovani sono i loro. Ragazzi sono tra loro. di loro, beh vabbè, fino a quando sono ragazzini, 10, 12, 13 anni, poi magari nell'età quella un po' più balorda, allora magari può esserci bisogna alzare un po' le antenne. Bisogna alzare un po' le antenne, ci può essere qualche episodio un po' più delicato, più sul razzismo, però ripeto. Però bisogna anche parlarne, non mettere la polvere sotto il tappeto e dire quello che si vede le e quello che si società oggi sente. sono sempre più coinvolte su queste tematiche, sulle tematiche della tutela dei minori, quindi insomma dobbiamo sempre essere formati, aggiornati su tutto per dare un esempio positivo ai ragazzi che frequentano le associazioni. Allora andiamo a vedere anche queste foto varie, questa visita a San Patrignano, e la commentiamo con Graziano Scomparin perché sono delle belle foto, e poi vedremo anche le immagini dell'inaugurazione, questo spogliatoi dell'impianto sportivo comunale di Silea. Ecco, qui dov'è Graziano? Qua è una serata di aggregazione che facciamo, questo è Natale di solidarietà, dove ogni anno ospitiamo i ragazzi della Primola di Casier, e il ricavato della serata la diamo a loro per fare attività motorie. Qui li abbiamo ospiti con la prima squadra, sempre i ragazzi della Primola di Casier, che ospitiamo spesso insieme ai nostri ragazzi della prima squadra. Dopo la partita abbiamo fatti qua nel Memorial Monica, dove il ricavato va all'Advar. Viene fatta una giornata, i filmati che abbiamo visto prima. Qua abbiamo i ragazzi da Gaza, che abbiamo dato che sono ospiti nel comune di Treviso, una famiglia, una mamma con 2 figli che sono arrivati sotto bombardamento, sono ospiti presso il comune di Silea. Qua siamo in pullman che stiamo andando a San Patrignano, perché come società abbiamo fatto questa aggregazione con le famiglie, con la presidente delle famiglie trevigiane, per dare i ragazzi che una volta finito il percorso diamo ospitalità, se vogliono far calcio, a questi ragazzi. Qua abbiamo il gruppo folcloristico trevisano che nelle serate di solidarietà con i ragazzi con disabilità vengono ad animare le varie serate in questo. Qua siamo al Memorial Monica. Ho la grande fortuna di avere un bellissimo gruppo di donne che ci delizia sempre con i suoi pranzi, cene, per fare aggregazione, per tenersi tutti uniti. È un comune vivace, vero? Sì, esattamente. Comune vivace, comune di Silea. Esattamente, sì, sicuramente sì.
siamo molto legati al comune, sempre presente, sempre disponibile in tutte le varie iniziative di collaborazione. Qua vediamo la pergamena che abbiamo nel Memorial, che è a Rossella, il nostro sindaco. Qua vediamo puntualmente la mamma con 2 ragazzi di Gaza che abbiamo dato da poco, sono arrivati, di cui se vogliono fare attività, qua siamo a San Patrignano, perché appunto abbiamo fatto la visita, ci siamo stati là una giornata, ci siamo confrontati con i ragazzi, abbiamo sentito le loro realtà, soprattutto la loro difficoltà quando finito il percorso, perché là si sentono un po' in una bolla, finito il loro percorso fuori, come accennavo prima, c'è tanta gente che si gira dall'altra parte e dobbiamo essere un po' tutti noi, cercare nel nostro piccolo, noi come società o come piccolo imprenditore, cercare di dare una mano a questi ragazzi, perché sono ragazzi, sembra che non ci siano, ma sono ragazzi che abitano alla casa accanto o che insomma Una cosa che ho notato, Graziano, è che anche tu, come gli ospiti ieri del circolo anziani ACLI di Silea, chiamate il sindaco per nome, Rossella, neanche il cognome, cioè il nostro sì, invece Rossella, perché questa signora, questa figura femminile, forse ha avuto quella sensibilità, anche come altri sindaci, ieri ricordavano anche l'architetto Vanzo, che è stato sindaco e che ha creduto molto, Edo Vanzo, che ha creduto molto in questa location che è nata e creata per questo circolo. Però il sindaco è la persona di riferimento e questa persona, se riesce ad avere quella sensibilità di capire che deve seminare per accogliere, poi la semina si vede perché la chiamate per nome. Esattamente, Rossella Cendron, sindaco di Silea. Sindaco di Silea, esattamente, è proprio questo. Dà questa disponibilità su varie iniziative, soprattutto su questa, la massima disponibilità come comune, come non solo lei ma anche i vari assessori, da Francesco, da Angela, da Ilenia e gli altri che sono Bernardino e compagnia, tutto il gruppo, questa disponibilità a ogni iniziativa, soprattutto sociale. Cioè li sentite vicini insomma, che è fondamentale. Vicini, esattamente, è per questo che magari forse sbagliamo, dare forse troppa confidenza. No, è bello così, guardate che fa piacere, penso anche a Rossella Cendron, sindaco di Silea. Allora, come ci saluti Dennis Lorenzon? Con quale messaggio? Ormai è finita l'ora, come vuoi salutarci? Come vi posso salutare? Beh, intanto ringraziandoti per questa bella mattinata. E saluto invitando ai ragazzi con il messaggio che, come ho detto prima, praticare sport non vuol dire solo fare attività fisica, ma vuol dire coltivare dei valori di amicizia, di rispetto e di condivisione. E come Calcio Sant'Elena proviamo a portarli avanti con tutte le nostre energie. Allora io prima volevo anche ringraziare Graziano Scomparin, perché se avete visto questi campi bellissimi è stato lui che ha rasato tutta l'erba. No, perché dobbiamo dire anche grazie, ecco, perché è volontariato puro. Ecco, lui si è impegnato a rendere fruibili questi spazi enormi, perché sono veramente grandi. Volevo ringraziare anche Emanuele Vendrame, che ha messo a disposizione una parte dell'area, perché una parte di terreno è anche privato, perciò lui l'ha messa a disposizione. Lo ringrazio pubblicamente, perché sono azioni buone che fanno bene ed è giusto dirle. Perciò Graziano, veramente grazie di cuore per quello che hai fatto anche per questo villaggio solidale. Come ci saluti? Allora io naturalmente ringrazio Mirella per avermi dato questa opportunità di essere presente, di presentare un po' la società Sant'Elena e non solo, tutto quello che segue. Il nostro impegno è di continuare in questo e facendo un appello di credere nei giovani e vediamo tutti insieme di non proprio girarsi sempre dall'altra parte, ma cercare sempre di dare una mano. Non vedere tutto nero, ma anche un altro colore. Sì, perché il futuro è sui giovani. Grazie anche a Graziano Scomparin, grazie a Dennis Lorenzon. Pubblicità.
presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo Alessandro Bitz, giornalista, già sindaco poi di Cordignano. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie Bitz, parleremo di tante cose. Saluto anche Massimo Zappia, imprenditore. Mi fa molto piacere. Buongiorno. Perché con Massimo Zappia parleremo di dazi, parleremo del problema che hanno gli imprenditori, specialmente quelli piccoli e medi. Io sento molta preoccupazione, anche se il leitmotiv va tutto bene, noi supereremo anche questo. Sì, certo, supereremo anche questo, sono anche convinta, ma non si sa con quanta fatica e con quanti sacrifici e con quali danni poi alla fine. Allora sentiamo proprio Bitz, lei è giornalista ma soprattutto è già stato sindaco. Cosa si sente in giro? Cosa sente Bitz da parte di questi imprenditori? Eravamo la quarta potenza mondiale, il ricco nord-est famosissimo, ormai siamo penultimi se non ultimi. Cosa sta succedendo secondo lei? E soprattutto anche con questi dazi, con questa altalena di Trump, su e giù, su e giù. Ma ci sono diversi imprenditori che per natura sono anche ottimisti, quindi grazie a Dio riescono ad affrontare le difficoltà quotidiane con un certo piglio e con naturale ovviamente spirito imprenditoriale. Chiaramente la situazione dei dazi però preoccupa e preoccupa non poco. A preoccupare è anche l'atteggiamento del presidente statunitense Trump, perché sia in politiche economiche, ma lo abbiamo visto anche in tutti gli ambiti, diciamo, della vita politica, il suo modus operandi è quello di cambiare ripetutamente opinione, cambiare idea, la sera dice una cosa, la mattina ne dice un'altra, e quindi anche in tema di dazi non si riesce a capire quale sarà la direzione. I dazi non sono di per sé una bestemmia, nel senso che sono comunque uno strumento che fa parte degli attrezzi del mestiere in ambito economico, quindi i dazi possono essere applicati, però generalmente c'è un criterio, c'è una logica, possono essere introdotti in un settore per un determinato motivo, per tutelare un'economia, possono non essere introdotti in un altro e possono avere livelli diversi. Qui non si sta capendo più nulla, un giorno si parla di 10%, un giorno si parla di 30%, a volte si parla di dazi orizzontali, quindi in tutti gli ambiti. Credo che questo si ritorca contro anche l'economia statunitense, perché poi quando si sente parlare di dazi sulla materia prima che l'industria poi americana deve trasformare, lì non si capisce veramente la logica. Quindi stiamo a vedere, speriamo che poi la montagna, come si dice, partorisca il topolino e che questi dazi siano sostenibili per le nostre imprese, perché ci sono settori che lavorano veramente molto con oltreoceano, con gli Stati Uniti, e se ci fossero delle percentuali del 30% potrebbero avere degli effetti sia sul nostro PIL, ma anche potrebbero andare a colpire dei settori specifici, quindi posti di lavoro, famiglie, e generare crisi e tutta una serie. Il 30% sarebbe devastante, diciamo la verità. Potrebbe innescare per qualcuno, una reazione a catena che poi va a provocare il disastro, innumerevoli problemi. Sì, purtroppo dobbiamo dirlo. Allora sentiamo anche Massimo Zappia come commenta le parole di Alessandro Bitz. Grazie intanto Mirella per l'invito, perché è sempre molto piacevole partecipare alla tua trasmissione. È un salotto dove bisogna raccontarsi le cose e bisogna soprattutto segnalare le difficoltà in modo molto semplice. Quello che ha detto l'ospite Bitz è secondo me fondamentale, perché questi dazi non vanno ad aiutare una situazione imprenditoriale che è molto semplice. Usciamo già da una situazione, non dimentichiamo che non è ancora superato la fase degli ecobonus, dei super bonus, e quindi già è molto difficile la pianificazione delle PMI. Sto parlando di pianificazione economica, dove sei molto tirato. Lo Stato non ci sta aiutando, perché chiaramente l'Agenzia delle Entrate ha fatto le sue bei ragionamenti. Le banche adesso sono cariche di soldi, quindi tornano a finanziare le PMI dicendo, e poi se vogliamo entriamo nel tema, con i dazi è un altro ostacolo. Allora, la corsa di un imprenditore è sempre una corsa. Io come imprenditore corro e sono abituato a saltare un'asticella che magari è messa a 2 metri. Il mattino dopo
e sto parlando dei dazi, l'asticella qualcuno l'ha alzata di 5 centimetri. Quindi non solo non hai le capacità di affrontarle, ma è un ennesimo problema, è un ennesimo ostacolo che probabilmente tu non riuscirai a saltare. Allora, non riuscirai a portarti a casa le commesse, non riuscirai a produrre, entra in funzione la cassa integrazione, ci saranno gli esuberi e tutta una catena, quindi la persona che non avrà il posto di lavoro o perderà il posto di lavoro, quindi non avrà lo stipendio, non comprerà materiale o non andrà in vacanza, quello che sarà, e questa è la causa dei dazi, è una delle cause. Non dimentichiamo che la nostra Italia è fatta da moltissimi PMI, la PMI è quella, il piccola media impresa, ecco, diciamo come deve essere giusto, è quella costruita ancora dall'imprenditore che si alza al mattino con una voglia di fare, risparmioso, guarda se il suo dipendente sta bene e cerca di portare a casa il suo lavoro facendolo bene. E questo è di nuovo un altro ostacolo, cioè Mirella, qui andiamo avanti sempre ad ostacoli, non vedo una pianificazione di un territorio, di un tessuto imprenditoriale dove uno dice beh, faccio l'imprenditore, ho il mio rischio imprenditoriale che sia finita lì. Invece no, c'è sempre qualcosa, e anche se i dazi, qualcuno dice sì, ma cosa importa? No, i dazi sono un'ennesima tassa che può inficere sulle vendite, quindi quando io devo esportare non potrò più farlo secondo i prezzi, quindi sarò di nuovo tagliato fuori, dovrò di nuovo correre ai ripari. Io ho avuto un'imprenditrice del calzaturiero, una media imprenditrice, e come dici tu gli ostacoli si saltano, ma se tu continui a mettermi davanti non ho più la forza di saltarli alla fine. È là il grande problema, e lei era molto preoccupata perché diceva si sente in giro che tutto sommato ce la possiamo fare, che non ci sono problemi, io invece i problemi li sento e sono preoccupatissima. Ecco, lei parlava di scarpe e ha detto non è possibile andare avanti in questa situazione perché io non ce la faccio se continua così. Ecco, Biz, ecco, il piccolo e medio imprenditore è quello che ha fatto grande l'Italia con l'artigiano, ecco, il mondo dell'artigianato che è stato azzerato, ecco, ne abbiamo ormai pochissimi, eppure non erano e non sono state le multinazionali che hanno fatto il nostro paese la quarta potenza del mondo, sono stati quegli industriali anche con la quinta elementare che sono proprio nel mondo e sono stati riconosciuti, ma magari qua in Italia non sono neppure stati riconosciuti. Pensiamo a Del Vecchio, possiamo nominarlo, questo grande imprenditore. Io al funerale non so se ho visto un politico, se l'ho visto, perché lui voleva un cambiamento generale, lui voleva aprire anche un ospedale per guardare la possibilità alle famiglie che arrivano da posti lontani magari di avere anche questo. C'erano però i suoi dipendenti. Però c'erano e per la prima volta abbiamo visto i dipendenti piangere per la morte di questo grande uomo che quando investiva anche sulle famiglie, dava loro degli incentivi, cioè la busta paga cresceva, tanto è vero che io molte volte Biz dico magari qualche quadro in meno, qualche yacht in meno, e magari pensare di più come facevano questi illuminati che avevano la fabbrica ma facevano le case vicino alla fabbrica, perché capivano l'importanza dell'operaio, il valore dell'operaio, perché qui paghiamo i CEO e non paghiamo l'operaio. L'operaio è il modello. Che modello stiamo raggiungendo? Questo era un modello, diciamo, che poi ha caratterizzato soprattutto il nostro nord-est, no? Ci ricordiamo proprio anche il boom che abbiamo avuto una trentina d'anni fa, negli anni 90, quindi questi imprenditori, questi self-made man, detta all'inglese, ma persone che si sono fatte da sé, che erano falegnami, che erano piccoli artigiani, sono diventati industriali e sono stati testimoni di un cambiamento epocale per il nostro territorio, che hanno fatto il Veneto da una zona, diciamo, agricola a un punto di riferimento dell'economia anche mondiale per la dinamicità e la capacità di queste imprese. Generando anche benessere, tra l'altro. Sì. E superando anche momenti difficili, perché poi tutti i grandi cambiamenti epocali portano a delle difficoltà. Il cambiamento epocale è stato dopo il 2002 l'ingresso nell'euro, nell'Unione Europea intesa come oggi, nell'apertura dei mercati. Lì abbiamo avuto, per dire, delle difficoltà dovute a una situazione contraria a quella dei dazi, no? A un liberismo totale in economia, una mancanza di tutele che
all'epoca ha messo molte aziende in difficoltà, no? Noi avevamo negli anni 90 una moneta più debole, una capacità di produrre elevata e quindi riuscivamo ad esportare molto. Poi ci siamo trovati dalle aziende da competere, diciamo, no, per fare una metafora sportiva, in un campionato locale o nazionale ad andare in un mercato mondiale, e lì abbiamo vissuto anche lì anni di difficoltà, però abbiamo visto dopo la crisi del 2008-2009 che si è acuita, a partire dal 2015-2016 in poi, le aziende che sono sopravvissute sono diventate veramente aziende internazionali, aziende globali che hanno iniziato ad investire. Però per la creatività di queste aziende è là. E per il prodotto. È là quello che veramente qualcuno non riesce a capire, che questo imprenditore, questo artigiano italiano nel DNA c'è questa creatività, che tutti ci invidiano, perché copiano, non è che creano, copiano, che è diverso. Prego, Bizzi. Io ho notato, per dire, sono stato sindaco di Cordignano nel mandato 2016-2021, nel 2016 sentivamo ancora pesanti gli effetti della crisi, ma tutte le aziende del mio comune, ma questa è un'analisi di caso, diciamo, circoscritta, ma che può essere da esempio molto più esteso, tutte le aziende che erano ben strutturate, che hanno sofferto negli anni di crisi, dal 2016, 17, 18 in avanti hanno iniziato ad acquisire terreni, ad ampliarsi e ad assumere nuovi dipendenti. E quindi abbiamo dato prova veramente di avere un tessuto forte, un tessuto sano, un tessuto che purtroppo ha subito anche la pulizia, tra virgolette, abbiamo visto i più deboli soccombere, perché chi negli anni della crisi magari aveva da poco si era da poco impegnato in investimenti, si è trovato magari esposto e quindi molti sono saltati, ma abbiamo una base solida che oggi è in grado di affrontare sfide future come quella dei dazi, però qui veramente abbiamo un grosso problema davanti. Nonna dice i conti si fa in ultima, però, perché è facile dire ce la faremo, bisogna vedere che forze avremo per farcela, perché manca la manodopera. Il diverso è visto con una persona che non voglio vedere, non voglio sentire, non voglio toccare, perché sono tutti, come si diceva prima, delinquenti, senza pensare che il futuro è quello, non c'è niente da fare. La denatalità, i numeri che abbiamo, fa sì che si può dire che noi non ce la faremo da soli, avremo bisogno di queste persone. C'è una fame di lavoratori che è impressionante, però non si vuole accettare le persone che potrebbero anche lavorare, perché bisogna avere il colore del cartellino. Però io dico, ma in attesa di questo, cioè non è che su tutti i lavori ci voglia la laurea in ingegneria, in architettura, ci sono dei lavori umili, ma li vediamo, il lavoro nero, cioè nessuno lo vede nei bar, nei ristoranti, nelle trattorie, nei campi, cioè non possono dire che non c'è, perché ho i sindacati che lo dicono e sono tutti d'accordo che c'è questa realtà, cioè questo lavoratore che è pagato pochissimo. Allora Zappia, com'è la storia? Il diversamente agile che non viene assunto, perché si ha ancora paura del diversamente agile, mentre sono figure che sanno lavorare benissimo. Cioè culturalmente siamo all'altezza di questa situazione per superarla? Io penso di no, o perlomeno dovrebbero cambiare talmente tante cose e talmente in modo anche veloce, penso che sarà molto difficile. Ne parlavamo prima con Blitz fuori mentre aspettavamo, ed è proprio questa una delle cause, perché non c'è più neanche forse la scuola professionale, quella che stava accanto all'imprenditore. Allora, parlo in modo ancora più semplice. Prima la scuola professionale e l'imprenditoria erano su due binari paralleli, adesso sono due cose separate, perché nessuno più ti insegna il mestiere, quindi stiamo perdendo delle competenze. Molta teoria, poca pratica. È veramente fondamentale questa cosa, perché come abbiamo detto i dazi sì, sono una cosa che potrebbero pesare, però noi ci siamo sempre contraddistinti dalla qualità del prodotto. Infatti il Made in Italy è sempre andato bene. Lo vedo nel mio settore, lo vediamo nella moda. Diciamo anche di cosa ti occupi, così capiamo anche l'imprenditoria. Le porte, le finestre, ed è un settore che in questo momento, non nascondo che tutte le nostre aziende sono in calo del 60%.
Ragazzi, il 60% è una percentuale che fa paura, il 60%. Questo perché noi arriviamo dal discorso degli ecobonus, che adesso ci sono i colpi di coda che se vuoi spiegheremo. Però per dirti, per non uscire dal tema, questa cosa sta diventando preoccupante, perché se tu insegni, visto che tu puoi anche andare a scuola per un discorso di cultura e quant'altro, poi però ti devi affrontare, ti devi confrontare col mondo reale. Il mondo reale è quello del lavoro. Allora, mi va bene che tu dalla scuola io posso attingere a un ragazzo e insegnargli il mestiere, però in questo momento lo Stato non ti dà neanche niente per farlo, quindi io mi devo sostituire alla scuola e insegnare a lui il mestiere per 2 o 3 anni, che probabilmente imparerà e poi se ne andrà a costo dell'imprenditore. E quindi lo faccio volentieri, perché nella mia cultura esiste questo, ma non tutti la pensano così. Una volta la scuola era molto più vicina, tu prendevi un ragazzo che aveva già le basi, e quindi secondo me sono i fondamentali che sono venuti a mancare. E questa il famoso cosa, apprendistato. perfetto, noi abbiamo dimenticato le cose che funzionavano, cioè le cose che funzionavano stranamente le abbiamo dimenticate o le abbiamo trasformate, quindi il tessuto imprenditoria dell'imprenditore è veramente in sofferenza. Tu quel lavoro che hai fai fatica a trovare le maestranze. Andiamo a sentire anche l'App Industria cosa dice sui dazi, poi commentiamo. Andiamo a sentire il servizio. Tra le aziende del territorio bassanese i dazi americani al 30% sui prodotti europei destano preoccupazione mista a incertezza. Lo dice la presidente del locale mandamento di App Industria, lei stessa titolare di un'azienda metalmeccanica. Siamo ancora in attesa alla finestra, siamo ancora molto speranzosi che l'impatto di questo nuovo, diciamo così, di questi dazi possa essere il meno impattante possibile, anche se sappiamo che ci saranno e avranno un impatto importante soprattutto per determinati comparti, il metalmeccanico, il manifatturiero, ecco, saranno quelli che avranno più un'incidenza. La Camera di Commercio provinciale stima una potenziale riduzione dell'export del 20% verso gli Stati Uniti per un valore di 470 milioni di euro. Come in altri settori potrebbe scattare il riposizionamento delle merci sui mercati internazionali. Questa è un'altra preoccupazione molto importante, perché i dazi avranno sicuramente un effetto non solo sulla metalmeccanica, diciamo così, e il manifatturiero, ma l'effetto sarà molto più ampio, andrà a colpire anche quelle imprese che non lavorano direttamente con gli Stati Uniti. Il riferimento è alla Cina, che fatica a smaltire i propri prodotti e potrebbe svenderli a noi europei. Abbiamo bisogno di stabilità e di regole chiare, quindi ci aspettiamo che l'Europa faccia il suo lavoro, tratti ancora una volta, visto che il dialogo è ancora aperto con gli Stati Uniti, e riesca a ottenere magari qualche agevolazione in più rispetto ai dazi paventati. Per le piccole e medie aziende del territorio, spina dorsale della nostra economia, il 30% è una quota difficilmente sopportabile. È un impatto molto grande e le riserve che hanno le piccole e medie imprese non sono infinite, insomma, ecco, quindi ci saranno delle problematiche in questo senso. Allora, intanto abbiamo sentito un'imprenditrice che non se la prende con l'Europa, ma dice che l'Europa faccia la sua parte. Mi sembra che anche noi facciamo parte dell'Europa con la Presidente Meloni, e perciò questa donna che sa di cosa si parla dice: aspettiamo di vedere, però l'Europa deve fare la sua parte. Allora Biz, come commenta questo servizio? Beh, parlando anche di Europa c'è sempre il dilemma: meglio guardare l'orticello nazionale o meglio dare sovranità all'Europa, no? Ci sono i pro e i contro, c'è sempre il timore di buttarsi, no? Come c'è la piccola frazione che ha, il piccolo paesino che ha paura di fare la fusione del comune, in maniera macro, no? C'è anche questo tema qua. Noi come Europa saremmo i primi da tutti i punti di vista, però siamo dei nani politici, perché di fronte ai due comunque colossi che sono la Cina da una parte e gli Stati Uniti dall'altra, noi siamo frammentati, divisi, e non riusciamo a parlare in termini economici. L'abbiamo visto anche con le guerre che purtroppo sono in corso, non riusciamo a parlare mai la stessa voce e non riusciamo poi a tradurre quelle che possono essere anche delle idee condivise in azioni concrete.
Quindi anche qui può essere un tema di una trasmissione o anche di 100 trasmissioni, proprio il ruolo che potrà e che forse dovrà avere l'Europa, e che magari fra 20-30 anni ci arriveremo, però in questo momento siamo ancora molto lontani. Anche perché siamo paesi importanti anche per l'America. Sì. Ecco, qualcuno forse se lo dimentica, ma siamo importanti. Ecco, cosa ne pensi, Massimo Zappia, del servizio, di quello che ha detto Biz? Mi viene da fare una riflessione che forse non abbiamo fatto finora. Ma vi ricordate quando le aziende c'era il costo del lavoro esagerato? Allora c'era l'inizio di delocalizzare l'azienda altrove. Si andava in Carinzia, si andava via dall'Italia. In Romania? In Romania, in Albania, dove tutto era più basso. Pagavano anche le aziende per andare là, la politica italiana. Ti arrivano i conti correnti, in una giornata facevi tutto, ti spostavi. Vuol dire che però il dipendente delocalizzare non assumevi qua in Italia, assumevi qua dall'altra parte. E faccio questa riflessione perché mi è capitato qualche giorno fa di parlare con una persona che non è del mio settore, però lui stava prendendo in considerazione di spostare la sua azienda in America. Allora, se io alzo i dazi e quindi dici, beh, allora per non pagare i dazi vieni a produrre da me. Allora, ecco che potrebbe essere anche un momento per catturare la competenza. Visto che siamo bravi e visto che tu hai voglia di lavorare, vieni a fare impresa da me. Perché qualcuno ci sta già pensando, qualcuno lo ha già fatto. Non dimentichiamo che quel qualcuno che va dall'altra parte, i dipendenti rimangono qui. Quindi che cosa facciamo? Vogliamo continuare a impoverire o possiamo intervenire? Anche perché questa storia l'abbiamo già vissuta, no? L'hai detto tu, abbiamo visto quanti dipendenti sono rimasti a casa. Ti dico, vedi che le cose si ripetono, è ciclico, in un altro modo, in un altro momento, però è strano. Guarda caso, anche questa cosa dei dazi a me ha fatto riflettere, perché all'improvviso cominciamo ad avere queste problematiche. Allora, l'Italia, molte aziende vengono acquisite, già abbiamo il problema del passaggio generazionale che ne parlavamo prima, perché il figlio che magari non vuole prendere la responsabilità dell'azienda visto il lavoro che magari ha fatto il papà, dice ma chi me lo fa fare? Poi c'è questa storia dei dazi, allora ecco che le PMI cominciano a essere in sofferenza, però hanno un cofanetto che si chiama competenza, e quella competenza, perché non vada persa, o la sposti o la vendi, e questo potrebbe essere uno dei canali. Uno dei canali, anche perché Trump non a caso ha fatto quella famosa tessera, che ha questa tessera, può venire tranquillamente, bravissimo. Tu hai i soldi, dammeli, prendi la tessera e io ti apro le porte. Hai capito? Ho capito, la famosa tessera, perché? Per incentivare, ecco, di entrare in America. Cosa ne pensa Biz di quello che ha detto Massimo Zappia? Ha fatto un'analisi corretta. Ovviamente tra gli obiettivi di Trump, tra gli obiettivi anche dei dazi, è quello ovviamente di portare la produzione in loco. Già mi pare di aver sentito qualche grosso imprenditore anche del caffè della zona qui del nord-est che ha fatto già un ragionamento di questo tipo. Ok, vabbè, se ci sarà un problema di dazi molto alti potremo portare, per quanto riguarda la produzione destinata agli Stati Uniti, la possiamo portare lì, ovviamente con conseguente perdita di posti di lavoro. Disastrose per il nostro territorio, questa è la verità. Immaginiamo che cosa può succedere, che cosa possa accadere. Ecco, secondo te, Zappia, il ruolo dell'Europa in questo momento è un'Europa anche con paesi importanti, con materiali anche molto importanti. Certo. Come dovrebbe muoversi da imprenditore? Cosa vorresti dire? Io vorrei essere protetto e tutelato. Cioè la storia dei dazi a questo punto, visto che facciamo parte della comunità europea, allora o faccio parte o non faccio parte. Non è che posso far parte solo nelle convenienze e quando ci sono le difficoltà facciamo finta di niente e aspettiamo. Qui aspettare non serve a nulla. L'Italia deve essere protetta come anche diciamo gli altri stati a livello europeo. Bisogna intervenire. Io non so politicamente che cosa si possa fare, però stare ad aspettare o essere indifferenti non è sicuramente la ricetta giusta. Certo che però anche muoversi non è facile, tanto è vero che la Presidente Giorgia Meloni ha detto io ho il paracadute, bisogna vedere come lo apro, dove lo apro e come atterro. Sì. E non è facile perché
E criticare è facile, ma governare è molto difficile. Se è l'opposizione puoi dire quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi, però poi quando governi devi decidere, devi governare, ed è molto diverso ed è un momento veramente molto pericoloso. Biz. Sì, la Presidente Meloni è molto attenta nel muoversi a livello internazionale, è molto prudente, quindi il suo comportamento è, diciamo, anche condivisibile. Chiaramente non è facile muoversi, è più facile fare degli scivoloni, più facile, a volte basta anche una parola sbagliata per creare, per innescare una reazione a catena di eventi negativi, quindi credo che l'Italia sia ben rappresentata da Giorgia Meloni, che fa quello che può, però i problemi sono più grandi e andrebbero affrontati, credo, di più a livello comunitario. Anche perché è facile criticare adesso, ma molte persone che criticano in politica naturalmente sono quelle che non è che abbiano dato il massimo di se stessi quando governavano, perché hanno governato anche loro, e non è che ci troviamo in questa condizione per colpa dell'ultimo governo che c'è. Dobbiamo andare a monte, dobbiamo forse partire dal 2010 quando è arrivato l'euro, o sbaglio Massimo Zappiella, che abbiamo cominciato a vacillare. Si stava bene, un euro pesantissimo, non controllato, ed è successo la fine del mondo, che ne stiamo pagando ancora le conseguenze. Prego. Ma è proprio quello, è facile criticare, hai ragione, ma è anche forse probabilmente difficile governare, però una politica corretta è quella che a noi serve e che loro dovrebbero essere su molti temi almeno uniti, perché qui la conseguenza potrebbe essere veramente drammatica. Allora, abbiamo una situazione economica che vacilla, perché non è tutto rose e fiori come vediamo. Se aprite il giornale, ogni giorno c'è sempre l'acquisizione di qualche azienda che viene comunque acquisita o spostata. Ci sono questi accorpamenti, sta succedendo qualcosa nel tessuto dell'imprenditoria, quindi qualcosa si muoverà. La politica dovrebbe essere forse un po' più attenta, non dico rivoluzionaria, però più attenta. Stare a guardare dalla finestra o aspettare che succeda qualcosa, secondo me non è la manovra giusta. Forse bisognerebbe a livello europeo essere più uniti e fare qualche azione, non dico di forza, ma almeno difensiva verso l'America, perché se questa cosa prende il sopravvento, io ho sentito diverse aziende già pronte a trasferire la produzione. Una è l'azienda del caffè, che stava già muovendosi, non facciamo il nome e cognome, ma si stava già muovendo. Ma abbiamo letto e sentito. Perfetto, nel settore del mio settore, una volta mi ricordo che noi facevamo esportazione, portavamo le finestre addirittura in Australia, perché il nostro Made in Italy è sempre stato riconosciuto. È ricercatissimo. Sì, non dimenticate che le finestre del Cremlino le ha fatte un'azienda trevigiana. Quindi sono fiori all'occhiello da non dimenticare. Io da lì partirei. Difendere l'imprenditoria e gli imprenditori potrebbe essere la strada. Politicamente ci vorrebbe forse una politica più unita. Però dobbiamo stare attenti che l'Italia non vada in mano ai faccendieri, perché quello che veramente noi vediamo in questi giorni fa veramente rabbrividire, e poi si passa sempre il cerino, la colpa non è mai di nessuno, però noi vediamo quello che sta succedendo e questo ci terrorizza. Prego. Assolutamente, infatti ci sono questi fondi di investimento che vengono ad acquisire, forse l'avevamo già detto l'altra volta, oggi è più marcato di prima, ci sono questi fondi di investimento dove sono volumi di soldi incredibili e acquisiscono queste aziende portando il know-how altrove. A volte molte aziende spariscono anche come nome e viene conservato il loro modo di produrre, e questo non è una buona cosa. Passami il termine, stiamo un po' attaccando il nostro DNA, cioè le basi solide della nostra cultura, i piloni che reggevano, importanti, secondo me sono attaccati. E ho paura di questa fragilità, perché se non reagiamo in qualche modo parleremo poi di cose molto più drastiche. Che è la struttura di protezione, che è quella che manca al momento. Assolutamente. Sentiamo anche il giornalista Biz cosa ne pensa, di questo momento un po' travagliato, pochi soldi da una parte, pochissimi,
nelle tasche di molti non c'è neanche un centesimo. Io vedo al Banco Solidale, lo dico tutte le mattine, con 2 stipendi non riescono a sopravvivere, perciò vuol dire lavorare, non riuscire ad arrivare alla fine del mese, e poi vediamo da un'altra parte su poche tasche una montagna di soldi che voi non avete neanche idea, ma non solo italiani, anche esteri. Io ieri sera a questo incontro dove sono stata invitata ho sentito di appartamenti qui a Jesolo di 10.000 euro al metro quadro, ecco, e sono già stati venduti, ecco, ci sono questi facoltosi, ecco, intermediari, poi diciamo così, che acquistano benissimo, dico io. Ma non è che sia una bolla che all'improvviso, se scoppia veramente, qui c'è da farsi del male, perché quanto durerà, come funziona, come che pochi, poi queste montagne di soldi, mentre il popolo che lavora, che si comporta bene, che paga le tasse, che è ligio, dice ma cosa sto facendo, ma cosa succede? Cioè verrà pure un momento che qualcuno dirà ma così non può continuare, come puoi vivere con 1.500 euro al mese? Non ce la fai, ma neanche con 2.000, perché sentiamo gli affitti che sono, o i mutui di 500-600 euro, poi ci sono le spese condominiali, ci sono le bollette, questo è quello che mi dicono le persone che arrivano, sono famiglie per bene, ma non ce la fanno più. Andate dal fruttivendolo come andare in gioielleria, cioè capite che qualcosa non torna nei conti, e non può essere che andiamo avanti tanto in queste condizioni, anche se si cerca di dire di fare qualcosa, ma non è facile, c'è la burocrazia, le leggi sbagliate, come faremo? Questo è un problema, perché ricollegandomi ai dazi, una possibile perdita di posti di lavoro può veramente mettere in crisi le famiglie, perché noi abbiamo degli stipendi che obbligano, diciamo, tutti i componenti di un nucleo familiare a lavorare. Una famiglia tipo, non so, marito, moglie e 1 o 2 bambini, se uno dei 2 perde il posto di lavoro, già la famiglia è in difficoltà, è da servizi sociali, diciamo, per il sostegno delle spese. Abbiamo il problema anche della denatalità, che è sempre legato a un problema economico, perché la denatalità fa parte anche dello stile di vita dei paesi occidentali, però vediamo che in Italia, dove c'è una situazione economica più difficile, questo problema si accentua rispetto ad altri paesi anche del centro-nord Europa che offrono servizi diversi. E la denatalità la vediamo, basta andare in un ufficio anagrafe di un comune e noi vediamo che in questi ultimi anni il totale dei decessi in un anno è circa il doppio rispetto alle nascite, quindi questo porta, al di là del singolo caso, che c'è il comune che tiene, quello che magari aumenta, ma statisticamente c'è una discesa continua, e questi stipendi bassi fanno sì che il nostro paese non sia più attrattivo neanche per i lavoratori stranieri, un po' perché quelli dell'est hanno negli anni migliorato leggermente le proprie condizioni e quindi c'è stato anche un rientro o un minor afflusso, e poi perché chi arriva poi tende ad andare in paesi, ma anche perché non ci sono le case, se uno viene a lavorare dove va a dormire, gli appartamenti come fa, gli affitti chi li pagano, e non si trovano, l'ha detto anche la Presidente del SUNIA, il Presidente Generale del SUNIA, non abbiamo appartamenti da dare a queste persone, ma proprio non ci sono fisicamente, non è quelli chiusi, proprio non ci sono. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire, e questa tassazione che c'è sulle buste paga, sulle pensioni, no, la trovo troppo esosa, perché su mio marito percepisce, io non la percepisco, sono a carico suo, è solo lui, 1.400 euro di pensione netta, però si prendono, se ci lasciassero un po' di soldini possiamo anche spenderli, 300 euro di trattenute, IRPEF, dopo il comune, IRPEF, allora il saldo di questo anno, e si prendono già l'acconto per il prossimo. Ma insomma queste tassazioni sono troppo esose. Sulle bollette della luce, ma
con 1.400 euro e mi chiamo fortunata. Quelli che hanno 600-700 euro di pensione, come fanno? Grazie, arrivederci e buona giornata. Non ce la fanno, no? Come fanno? Non ce la fanno, addirittura non si curano più e questo è molto allarmante, fa paura. Vedete come sono nati i banchi solidali, i banchi alimentari in tutta Italia, ci sono file e file, avete visto anche nelle grandi città che vanno a prendere o mangiare o vanno nelle mense, non ce la fanno, le mense dei poveri, è una cosa incredibile. Poi tu dici le pensioni, la reversibilità, però i politici se la sono tenuta tutta la reversibilità, l'hanno tagliata solo agli altri. Capisce Biz che forse anche qua ci vorrebbe una politica diversa, più attenta a quelli che sono i bisogni del paese? Noi sentiamo solo parlare di poltrone, chi andrà, chi non andrà, i problemi, ma io ho più numeri, tu ne hai di meno, ma io devo farlo, non devo fare, il territorio è mio, decido io. Tanto il territorio di tutti è anche nostro, diciamo veramente, soprattutto diremmo, bisogna andare anche cauti, dire che è nostro il territorio, ma soprattutto capire il bene del territorio, perché qui veramente, se io sento e vedo i diversamente giovani, soprattutto sono molto preoccupata, ma veramente c'è una solitudine che traspare, che fa impallidire. Se non quasi tutte le settimane troviamo persone morte sole a casa, avete visto anche a Bassano, avete visto qui a Treviso, cioè è una cosa veramente è la conseguenza della solitudine, dell'abbandono, non c'è più vicinanza anche tra condomini, non ci si conosce, ognuno guarda i propri fatti, cioè siamo anche noi cambiati, Biz. Lei come giornalista cosa vede? Beh, sicuramente è cambiato il mondo, penso dappertutto, è cambiata la società. Una volta avevi bisogno di un limone, andavi dal vicino di casa, oggi noi siamo connessi con amici che stanno dall'altra parte del mondo e poi non parli con chi magari abita a fianco a te. Questo è... e quindi bisognerebbe andare a recuperare una certa dimensione. Si osserva per esempio come anche nei nostri comuni della Pedemontana ci sono magari le frazioni, quelle più di montagna, dove conservano un modo di vivere, le tradizioni. Io mi ricordo, per dire, anche a Cordignano, quando se vado a messa nella frazione di Villa che ha 800 abitanti trovo la chiesa piena, se vado nel capoluogo che ne ha 3.000, il comune ne ha 7.000, ma il capoluogo ne ha 3.000, trovi magari la chiesa vuota. Quindi è solo un piccolo esempio per dire come nel piccolo centro le tradizioni sopravvivano, nei centri un attimino più grandi, stiamo parlando di 2 chilometri di strada, ci sia un cambiamento delle abitudini. Però il lato appunto drammatico è queste persone che magari sono sole, magari hanno i figli che sono all'estero, perché poi c'è anche questo fenomeno che da tanti anni ci interessa, e quindi diventano anche vittime veramente della solitudine. Ma anche perché abbiamo tanto associazionismo, ma siamo divisi tra di noi, siamo in tanti ma non ci conosciamo tra di noi, i servizi sociali non ci danno i numeri per la privacy delle persone che potremmo aiutare, cioè allora alla fine è come non ci fossimo, perché se non arriviamo ad aiutare la fragilità, anche là non sono d'accordo, altri comuni dicono ma sì, si potrebbe fare, ma alla fine poi questa è la solitudine, regna sovrana. Però io vedo che lei è un giornale, il questo fiume meraviglioso, fantastico che abbiamo, ma soprattutto in queste settimane che crea veramente tanti problemi, perché purtroppo è molto pericoloso, tanto è vero che c'è stato anche un vertice in prefettura con i sindaci. Andiamo a vedere questo servizio, poi sentiamo che cosa ne pensa anche Alessandro Biz con questo giornale che ha portato, lo facciamo vedere, che si intitola proprio Il Piave, per far capire l'importanza anche delle parole e dei titoli. Andiamo a vedere allora vertice, prefetto, sindaci, Piave. È vero che poi vi arrivano le cause per i morti. Beh, a volte è anche successo questo. Abbiamo anche delle cause aperte. Che il tema sia estremamente serio per la Regione lo conferma l'assessore alla protezione civile e all'ambiente, che racconta di cause giudiziarie in corso aperte per alcune delle tragedie che hanno insanguinato il Piave. C'è anche Bottaccinga, al vertice dei sindaci in provincia, guidato dal prefetto. Troppe vittime, troppe tragedie sfiorate. Nasce un tavolo permanente che si riunirà già mercoledì prossimo.
Si parte da 2 elementi chiave, massiccia campagna social e non solo per informare del pericolo e nuovi cartelli. Nell'immediato delle campagne informative attraverso i siti delle amministrazioni e i social, e nel frattempo andiamo anche a valutare e studiare i nuovi cartelli che dovranno essere apposti. Nuovi cartelli dunque più attuali e multilingue. Il sindaco di Spresiano va oltre e propone una soluzione shock alla Gentilini. C'è un linguaggio universale che va anche oltre il linguaggio e le lingue, che è proprio quello delle immagini forti. Credo che forse un teschio, ecco, apposto su questi cartelli potrebbe essere molto più efficace rispetto a un messaggio, ecco. Un po' come ha fatto Gentilini. Assolutamente sì, un po' come ha fatto Gentilini sugli incroci pericolosi che ha messo i teschi e ha destabilizzato non poco. Un messaggio dirompente sui cartelli potrebbe essere utile. Impossibile e anche ingiusto per i primi cittadini adottare invece la soluzione drastica di chiusura di zone e recinzioni. Se dobbiamo ragionare in questi termini dovremmo mettere del reticolato dal Monte per Alba a Cortellazzo, non è una cosa fattibile, dobbiamo essere realisti e cercare di usare le armi che abbiamo a disposizione. Armi come ordinanze apposite che prevedano multe e sanzioni per chi le trasgredisce, tema che verrà messo sul tavolo la prossima settimana. Lo dobbiamo verificare per approfondire tutti gli aspetti giuridici. È un atto che abbiamo già visto emesso da altre amministrazioni comunali, di altre regioni, ma anche di questa. Resta tra i messaggi uno che li racchiude tutti e che va oltre il Piave. A ribadirlo è l'assessore Botaccin. Tutti i corsi d'acqua del Veneto non sono balneabili, quindi non si può entrare in acqua per motivi che sono legati a un rischio che è oggettivo. E quindi non solo dove sono accaduti dei fatti negativi, se non tragici, non si può andare in acqua, quindi questa è una cosa che esiste da tanto tempo, da anni, per cui io posso approfittare di voi per ricordarlo ai cittadini, non si va in acqua. Allora, la spiaggia dei poveri, si diceva così una volta, vero Biz? Ecco, chi non aveva la possibilità di andare al mare andava sul Piave a prendere il sole. Io è la prima volta che sento dire pubblicamente che non ci si può andare su questo fiume perché è pericolosissimo, è vietato. Ma io mi domando, Biz, e impiegare la protezione civile come quando esondano i fiumi, andare su e giù, fare i presidi, perché sì, i cartelli, ma non tutti leggono. Io vedo anche nelle zone di mare o di montagna, cioè questi cartelli ci sono, ma passa e via. Questi presidi fondamentali, perché bisogna che arrivi il morto per riflettere su cosa si può fare. Cosa ne pensa Biz? Lei è già stato anche sindaco poi. Sì, anche qui siamo... Allora, il divieto di balneazione sui fiumi sì, c'è, esiste, però qui si tratta di mettere in campo veramente un'azione congiunta, perché allora la rete idrica è in capo al Genio Civile, quindi la regione in generale, però dopo ci sono i problemi contingenti, diciamo, chiamiamoli, come può essere una balneazione sul fiume, la sicurezza che è di competenza del comune. Quindi, come il vecchio proverbio dice che il cane ai tanti padroni muore di fame, anche qui ci sono tante competenze e non sono ben raccordate. Sono morti, e questo è un dramma dei giovani, e quindi non si può più aspettare, bisogna veramente vedere un'azione che sia incisiva, visibile, esatto, forte, e ci vuole in concerto, diciamo. La protezione civile rappresenta una grandissima risorsa per il nostro territorio, è fatta da volontari che sono disponibili sempre, tutti i giorni, H24, e sono sicuramente degli attori che vanno coinvolti. Noi siamo cresciuti sapendo le pericolosità, le insidie che ha il fiume Piave, no? Questi anche buchi, sì, questi mulinelli che ti tirano sopra. Purtroppo arrivano delle persone da... O l'innalzamento del fiume all'improvviso, certo, come abbiamo visto. Certo. Arrivano persone da altri paesi, magari anche abituati ad andare nei fiumi perché non hanno il mare vicino, certo, come lo abbiamo noi, non conoscono questi pericoli che da noi vengono tramandati da padre in figlio, proprio da generazione in generazione,
e per loro poi diciamo le rive dei fiumi sono un po' anche quelle che abbiamo detto prima, le spiagge di chi magari ha meno possibilità, non ha la possibilità di farsi la settimana al mare, quindi sommando tutti questi fattori troviamo ragazzini, giovani, bambini e ci troviamo a piangere la perdita di queste giovani vite umane, che è assolutamente inaccettabile, quindi serve un'azione forte. Magari anche l'esercito, perché no? Fanno anche le esercitazioni, mi sembra, su questo fiume. L'esercito, visto che abbiamo, perché io non vorrei neanche farvi vedere questi servizi di questa bimba poveretta, di questo papà e cognato morti, queste persone, perché veramente fa rabbrividire. Perché la prevenzione va fatta prima, non c'è niente da fare. Ecco, Massimo, bisogna prevenire. Come faccio, come dice Bizza? Mando l'esercito, mando la protezione civile. Sì, i cartelli, molti cartelli, perché ci sarà sempre qualcuno che non legge il cartello. Io presido in questo periodo estivo, perché è là che li vediamo, queste famiglie, che non sanno neppure del pericolo, perché pensano di andare in acqua, l'acqua è bassa, poi boom, vai giù. Ecco, Bottacci l'ha detto chiaro e tondo, l'assessore regionale. Però bisogna intervenire. Prego Massimo. È proprio la nostra caratteristica, cioè noi dobbiamo sempre vedere il business dietro ogni cosa. Allora anche qui mettiamo le multe, ma fai prevenzione. Ma perché mi devi multare di una cosa che non so o non sono sufficientemente informato? Al posto di punirmi fai formazione, fai prevenzione, metti le persone a controllare, a vigilare, prima o poi pian pianino le persone cominceranno. E che noi siamo il popolo del giorno dopo. Deve succedere qualche cosa per creare allarmismo. Cioè, sono morte diverse persone, allora ci accorgiamo che forse la gente andava sui fiumi. La gente forse è sempre andata, magari chi più, chi meno. I giovani magari esagerano un pochino, allora lì bisognerebbe creare un po' di prevenzione in più, un po' di vigilanza. Ma visto anche come ha detto Turato, il sindaco di Pederoba, non è che possiamo recintare tutto. Però se ogni comune, penso Bizza, alla protezione civile, iniziamo ogni comune, siccome sono tanti comuni, di mettere in queste giornate, in questi periodi estivi, la protezione civile. Ma anche là bisogna capire il perché. Non so perché la protezione civile alle sagre sì, e momenti che lo dice poi la parola protezione civile non si impieghi, perché non è nello statuto della protezione civile. Questo mi hanno detto Bizza, è vero? Non so, sono un po' perplesso da questa affermazione. La protezione civile può essere utilizzata in tutti gli ambiti in cui anche un sindaco ritiene, oppure un prefetto, che ci sia l'esigenza di fare anche prevenzione. A volte portiamo la protezione civile dando magari anche come comune un piccolo contributo. Anche quando esondano i fiumi, ad esempio, la vediamo. Nell'ambito di manifestazioni che potenzialmente possono generare dei pericoli, serve un occhio in più di controllo, abbiamo la protezione civile anche nelle sagre di paese. Quindi, ma anche per il messaggio che passa, perché la protezione civile vuol dire che tu fai un investimento, le persone proteggono la persona, quindi il civile. È diverso. Anche la divisa che vedi già ti metti in allerta, perché se c'è qua vuol dire che c'è qualcosa che non va. Assolutamente, è un modo diverso di quando si parla di un'azione globale vuol dire coinvolgere tutti. Io parlo anche da insegnante, lavoro come insegnante alla scuola primaria, allora vedendo anche l'età delle giovani vittime negli ultimi 2 mesi, 9 anni, 15 anni, 21 anni, quindi appena uscito dalla scuola, anche le scuole dovrebbero, perché è fondamentale, come si cerca di insegnare la raccolta differenziata che ha portato a grandi risultati negli anni, dobbiamo insegnare anche la sicurezza. Ti porto sul Piave? No mamma, non si può andare perché a scuola mi hanno detto che è pericoloso. I bambini quando vengono istruiti istruiscono anche i genitori, dovrebbe essere il contrario, che il genitore istruisce il bambino, ma a volte c'è anche il bambino che istruisce il genitore. Come si fa a scuola spesso sicurezza stradale, nel nostro caso specifico va fatta un'informazione sulla sicurezza dei fiumi, del Piave nello specifico. Allora sentiamo come ci saluta Alessandro Bizza, giornalista, già sindaco di Cordignano, soprattutto per lasciare un messaggio. Ecco, che messaggio lasciamo Bizza questa mattina? Come ci saluta? Beh, allora io l'augurio che posso dire è che questa trasmissione, curata benissimo da Mirella, è seguitissima e tratta sempre temi importanti, quindi speriamo veramente anche nel nostro piccolo, con la trasmissione di oggi, che quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo detto soprattutto, possa servire a qualcosa, possa servire magari
alle mamme e papà che ci ascoltano a mettere in guardia i propri figli dai pericoli, possa servire, se c'è anche qualche ragazzino in ascolto che capisca, e che possa servire anche a chi poi deve decidere, al mondo politico. E soprattutto anche questo fine settimana con un caldo veramente molto importante, ecco, cercate anche di capire, di prevenire, di mettervi in sicurezza, e che queste parole che abbiamo detto vi arrivino, perché più di così non sappiamo come fare. Non si può andare sul Piave, l'acqua non è balneabile il fiume, perciò state in qualche altro posto perché è pericoloso, non c'è niente da fare, anche se l'acqua è bassa, che per voi sembra una cosa normale, sapete che poi le insidie sono sempre. L'insidia che vi aspetta e non ce n'è per nessuno. Ha un valore storico, un valore paesaggistico, il Piave dobbiamo ammirarlo, guardarlo, però non dobbiamo stare lontani dai pericoli. Grazie, grazie. Sentiamo come ci saluta anche Massimo Zappia, imprenditore. Massimo. Io intanto ti ringrazio, Mirella, mi unisco a quello che ha detto Biz per quello che è la tua trasmissione, e l'augurio che posso fare a tutti è di riuscire a risolvere i problemi almeno del nostro territorio. Non dimentichiamo da dove arriviamo, non dimentichiamo chi siamo, usare un po' più di consapevolezza e soprattutto di responsabilità nel fare le cose. Non è detto che quando io vado a fare il bagno al fiume devo essere non attento, perché tanto c'è qualcuno che poi pensa di salvarmi. Usiamo sempre la testa, mettiamo la testa sul collo come ci hanno insegnato i nostri padri, i nostri nonni, e cerchiamo di proteggere anche la nostra cultura, che è una cosa molto importante. E da imprenditore, la politica cosa vuoi dire, Massimo? Io vorrei una politica, più incollata. Io sono arrivato a un punto dove penso che la mano destra non sappia che cosa fa la mano sinistra, perché se voi guardate, chiudo con un esempio molto importante, l'anno scorso il fatturato delle aziende era alle stelle, e quindi quest'anno la gente, gli imprenditori a gennaio hanno versato l'acconto dell'IVA sul fatturato 2024, fatturato che quest'anno non ci sarà. Allora forse bisognava intervenire anche politicamente, che quell'aliquota non serviva a versarla, invece ci saranno molte aziende che chiuderanno o magari avranno i bilanci in negativo. Ecco, una politica non è importante il colore, non è importante la bandiera, non è più importante niente, è importante il cuore, è importante avere amore per il nostro territorio, una politica più incollata, più allineata tra di loro per risolvere i problemi, almeno nel grosso. Grazie anche a Massimo Zappia, grazie ancora a Alessandro Biz, giornalista. Pubblicità. Grazie. E vi presento Tommaso Bedin, presidente cooperativa sociale all'Opera. Abbiamo appena visto il video, grazie Presidente di essere qui. Quante cose, quante belle cose, ma soprattutto vicine alle persone e alle fragilità. Prego Presidente, cosa ci racconta?
Allora una breve, tanto grazie dell'invito e mi fa molto piacere ad essere qui. Noi siamo nati nel 2019, l'idea è nata dai miei due soci che si sono Dove, conosciuti Presidente, spieghiamo bene dove vi trovate? Sì, noi ci troviamo, la sede legale è a Padova, Ponte di Brenta, però poi le sedi operative sono dislocate nel territorio, una è a Vigonza e altre due sono a Montegrotto. Dopodiché abbiamo anche dei ragazzi che lavorano presso, distaccati presso altre aziende e clienti, ecco, questo. Presidente, quanto importante è capire l'importanza delle fragilità, dando loro la dignità di un lavoro, essendo seguito da operatori veramente preparati, e questo è il grande problema. Le aziende fanno fatica ad assumere queste persone, anche se io continuo a dire che bisogna veramente capire chi fa cosa e quanto bravi sono, perché lavorano veramente bene. Dobbiamo anche fidarsi, accompagnarli sì, però bisogna anche dare loro la dignità del lavoro. Cosa ne dice, Presidente? Sono d'accordissimo con quello che lei dice. Allora, gli aspetti sarebbero moltissimi sotto questo punto di vista. La cosa che noi cerchiamo di fare, soprattutto con i miei due soci che vengono dal carcere, quindi conoscono la realtà del carcere, ma soprattutto cosa significa probabilmente perdere la dignità e recuperarla attraverso il lavoro. Quindi noi cerchiamo di reinserire questi ragazzi, cerchiamo di trasmettere loro appunto la possibilità di recuperare una dignità, di recuperare la loro vita attraverso il lavoro. Ovviamente ci fermiamo al lavoro, poi c'è una parte, diciamo così, umana che viene gestita, abbiamo una psicologa, eccetera. Però ecco, la cosa fondamentale però che abbiamo notato è che noi siamo in 4 soci, lavoriamo sicuramente da dietro le quinte, ma soprattutto in prima linea, cioè lavoriamo con i ragazzi, e questo secondo noi è un po' una chiave di volta, uno un po' per esigenze di essere presenti, ma soprattutto per dar loro la sensazione che veramente teniamo a loro, perché fondamentalmente senza di loro noi non saremo nulla. Dopodiché ci sono sicuramente dei ragazzi problematici, ci sono i ragazzi che non hanno pienamente deciso di cambiare vita e che magari attraverso di noi trovano la forza di fare quella scelta, altri invece che hanno deciso ma magari non hanno nessuno che li aspetta fuori dal carcere. Ecco che noi cerchiamo di dar loro un lavoro con il quale possono ripartire, magari riallacciare anche i rapporti con la famiglia, eccetera. Presidente, quello che traspare, io in prima all'inizio della trasmissione ho avuto Graziano Scomparin, presidente Calcio Sant'Elena, il quale ha una ditta di giardinaggio e fa la messa in prova, e ha preso appunto questo ragazzo che ha portato come esempio, appunto uscito dal carcere, ed è diventato una persona squisita, è stata anche premiata e si è distinto anche nel calcio. Come si fa a far capire anche a quelle persone che vedono questi ragazzi, ecco, come dei nemici, che non vogliono dare loro l'opportunità di riprendersi in mano la vita? Prima abbiamo ricevuto la telefonata di Piera che diceva: basta con questo finto buonismo, se non hanno lavoro devono rimanere a casa loro e se sbagliano devono pagare. Ecco, non è possibile continuare con questo finto buonismo. Lei come commenta, Presidente? Io commento, nel senso che la parola buonismo in questi casi non ha, secondo me, molto senso, perché comunque i ragazzi che escono, molti di loro hanno un desiderio di riscatto e, come dicevo prima, hanno deciso di cambiare vita. Quindi io sono il primo che ho sbagliato nella vita e ringrazio chi mi ha dato la possibilità di riprovare una seconda volta, e non vedo il motivo per cui queste persone parlino di buonismo, che magari in realtà anche loro avranno fatto degli errori nella vita e nessuno ha il diritto di giudicare il livello dell'errore fatto. La cosa da giudicare, il giudizio di valutazione, va fatto se la persona ha deciso di cambiare e ha fatto il suo cammino in carcere, come dire, consapevole dell'errore fatto e sinceramente con tanta forza di volontà desidera rimettersi in gioco, e quindi noi siamo qui per questo.
Montagnoli, mi fa Quindi molto non c'è da aver piacere paura, che lei si insomma, esponga in anzi, prima persona e soprattutto abbia fatto capire il suo percorso, dove è nato e cosa sta facendo adesso. Ma perché c'è tutta questa rabbia, secondo lei, Montagnoli, soprattutto queste etichette che vengono messe subito a questa persona? Io ho incontrato un ragazzo che ha detto: sì, è vero, ho sbagliato, ma avevo fame, dammi la possibilità di migliorare. Poi mi fanno firmare un contratto dove io firmo, non so neanche leggere molto bene, e mi fanno lavorare ma i soldi non li vedo, e quando chiamo il numero nessuno risponde. Ho provato anch'io a chiamare quel numero e hanno messo giù Montagnoli. Allora forse dobbiamo capire che qualcosa non va. Ecco, cosa fanno questi ragazzi? Prima ha telefonato Fabio da Padova dove diceva, ecco, ho visto dove sono stati messi diversi ragazzi che sono giunti da noi, quei barconi, sono lasciati là, sono minori in questo posto completamente a pezzi, nessuno va a vedere, ecco, per cercare di capire come impiegare questi ragazzi, come supportarli. Cosa ne dice Montagnoli? Forse dovremmo fare tutti un passo in più, unire il mondo del volontariato, dell'associazionismo per aiutare, per capire cosa c'è che non va, come aiutare, perché è molto dura, perché il nemico è dietro l'angolo. Ecco, io sto parlando delle tonnellate di droga che sono state sequestrate, ma se ne parla pochissimo e questa droga va in circolo, non è che vada chissà dove, chissà quanta ne gira, perché ne prendo uno ma ne entrano 10 magari nei porti, dappertutto. Cos'è, Montagnoli, il controllo? Controllo, guardi, lei ha toccato tantissimi argomenti in quest'ultimo momento, in queste ultime cose che ha detto. Io vedo che non ha senso già tanto generalizzare, ma ha senso che ciascuno di noi faccia la sua parte in onestà e nel desiderio veramente di fare qualcosa di buono in questa società. Quello che stiamo vedendo è veramente, c'è un marasma di ogni argomentazione, dalla delinquenza, dall'immigrazione, da queste persone che sono in giro, quindi non si può però fare di tutta un'erba un fascio. Io devo essere onesto intellettualmente e dire: ok, io non mi sono guadagnato il poter nascere al nord Italia, magari da una famiglia per bene, e quindi devo fare i conti con il fatto che magari altre persone sono nate in altre realtà e quindi cercare di fare questo passo, come diceva lei, in avanti e cercare di non giudicare. Dopodiché si fa un giudizio di valutazione, cioè la valutazione va fatta sulla persona singolarmente che ha scelto di cambiare e di impegnarsi. La persona che ha scelto invece, perché succede anche da noi, ragazzi che escono, che però purtroppo alle prime difficoltà o alle seconde o alle terze non ce la fanno e mollano o tornano in carcere o scelgono altre strade. Purtroppo è questa la verità. Quindi però quello che io penso è che generalizzare non ha senso, perché non si può proprio generalizzare. Bisogna valutare ogni singolo caso, sì, ogni singola attività imprenditoriale, ogni singola cooperativa, perché ogni cooperativa è un po' a sé. Anche sul mondo delle cooperative c'è una generalizzazione, cioè si fa di tutta un'erba un fascio, ma non è assolutamente così. Lo facevo anch'io prima di intraprendere questo lavoro e mi sono reso conto che non è proprio così, assolutamente non è il caso di farlo, ma è il caso di valutare, andare a fondo e veramente andare a conoscere, toccare con mano le realtà, dopodiché magari si può spendere una parola. Allora, noi abbiamo anche creato questo villaggio delle associazioni a Silea, abbiamo fatto 4 giorni molto importanti, impegnativi, purtroppo il tempo non è stato clemente ma ce l'abbiamo fatta. Questi 4 giorni sono passate 120 associazioni di volontariato proprio anche per capire come metterci in rete, come aiutare la persona fragile, la persona in difficoltà. Abbiamo puntato anche molto sullo sport, Montagnoli, ecco, queste discipline che ti danno delle regole, degli orari, che ti fanno capire l'importanza del sacrificio. Andiamo a sentire anche questo baseball, ecco, perché non c'è solo il calcio, andiamo a sentire questa intervista, poi commentiamo con Montagnoli.
E invece siamo con un numero 1 che sta cercando invece di intrigare i ragazzi, ne ha molti, anche ragazze giovani, giovanissimi, va nei parchi anche a cercare di capire cosa fanno questi ragazzi, chi sono. Siamo con Giancarlo Rossi, baseball naturalmente. Giancarlo, questi 3 giorni, ormai è il terzo giorno che siamo qui, cosa vuoi dire? Beh, voglio dire che la manifestazione è bellissima, non c'è niente da dire su questo. Abbiamo visto che anche ieri sera è stato un po' inclemente, fino alle 9:30 c'erano ragazzini che volevano giocare, volevano provare. Noi ce la stiamo mettendo tutta, come sai il nostro è uno sport non solo maschile ma anche femminile, quindi è inclusivo e sicuramente cerchiamo di proporlo non con lo spirito agonistico esasperato, ma proprio per creare, socializzare, far socializzare i ragazzi e permettergli di avere un'opportunità per poter essere in campo e divertirsi. Questa è la cosa fondamentale per noi. Giancarlo Rossi, come mai si fa così fatica a inserire uno sport, una disciplina, forse anche una delle più storiche, a Treviso? Cos'è? Tanto calcio, tanto basket, tanto rugby e baseball? Il baseball, bisogna tenere presente una cosa, che nasce nel 1966 a Treviso ed è stato il promotore di tutto quanto praticamente il Veneto, cioè diciamo nella zona qua della provincia di Treviso, con un certo, voglio ricordarlo perché mi fa piacere, Bianchin Maria e Berardi Fernando, che sono stati coloro che sono stati veramente i fautori del baseball. Perché si fa difficoltà? Avevamo un campo a Treviso, l'amministrazione comunale, non voglio fare colpe, non voglio fare polemica, lo ha tolto per farlo diventare un posteggio. Noi sono 7 anni che ci siamo come società, facciamo un campionato nazionale di Serie B, abbiamo il Baseball 5 che è uno sport nuovo, una disciplina nuova. Quest'anno siamo anche orgogliosi perché portiamo l'Istituto Mazzotti per la prima volta, il primo istituto nel Veneto che partecipa alla School Cup che si farà ad Aosta, quindi anche questo è lustro. Abbiamo una ragazza che gioca in A1, abbiamo una ragazza che fa parte della nazionale Baseball 5, abbiamo gli amatori. Non abbiamo il campo. Non abbiamo il campo, cioè non sappiamo dove andare a sbattere la testa. Speriamo che salti fuori, dai. Ad esempio qui magari, non si sa mai. Cosa dici Giancarlo? Ma io ho visto che qua c'è un'amministrazione comunale molto attenta, se ne stava anche parlando, questa sarebbe una location veramente perfetta, qua in mezzo al verde, disponibilità di posteggi, poi noi facciamo tornei, come sai benissimo, sono tornei internazionali, facciamo tornei anche a livello amatoriale, facciamo divertire anche le mamme, i papà e speriamo che salti fuori questo campo. Confido anche nell'amministrazione di Silea sicuramente e li ringrazio e ringrazio a te per questa opportunità. Montagnoli, quello che abbiamo sentito è lo sport, l'importanza anche di fare queste discipline, di dare un'opportunità magari di realizzarti in qualcosa che magari non conosci, non sai e magari c'è questa voglia. Cosa ne pensa di questo villaggio delle associazioni che cerca veramente di unirsi per aiutare le fragilità, per dare opportunità anche a chi ha sbagliato, a chi vuole rimettersi in gioco? Prego Montagnoli. Sicuramente lo sport ha un altissimo valore educativo e non solo, ma è qualsiasi disciplina sportiva, io personalmente ne ho fatto tanto, lo faccio, mi ha aiutato veramente tanto nei momenti di difficoltà, ecco, posso parlare un po' per me stesso, mi ha insegnato la fatica, mi ha insegnato di non guardare per forza il risultato, ma di vivere momento per momento, e soprattutto mi ha dato la possibilità di non perdere del tempo in cose magari più sbagliate rispetto ad altre, anche se poi in realtà non è sempre stato così, però alla fine della fiera lo sport assieme al lavoro penso siano le 2 combinazioni vincenti. Sì. Oltretutto lo sport ti dà la possibilità di socializzare, di conoscere altre persone e di metterti in gioco anche dal punto di vista relazionale, cosa molto importante soprattutto per magari i ragazzi che passano degli anni in carcere dove la parte relazionale diventa probabilmente molto ridotta e nel momento in cui mettono il naso fuori dal carcere si trovano alcuni a far fatica a reinserirsi io vedo nell'instaurare dei rapporti con persone non detenute. E questo lo vedo molto, quindi sicuramente lo sport potrà essere ed è un aspetto importante per loro per ricominciare a dialogare con il mondo, rimettersi in gioco proprio dal punto di vista delle relazioni personali, delle relazioni
di vedere un po' come si è, no? come mi sto relazionando in questo momento con i miei coetanei in carcere, con le persone che sono detenute come me, rispetto alle persone che non lo sono, che probabilmente mi giudicano, che probabilmente alle quali non piaccio, eccetera, eccetera. Quindi ecco, io sostengo lo sport e quindi questa iniziativa secondo me è strepitosa. Allora Montagnoli, quando è scattata la scintilla in te che hai capito che avevi voglia di cambiare percorso, che dovevi fare qualcosa per migliorare anche qualcun altro che avevi incontrato nelle tue situazioni? Quando è scattata questa scintilla? Il carcere, ecco, non è che riformi la persona, molti dicono non va bene, dobbiamo fare qualcos'altro, altri dicono no, bisogna farlo il carcere, se uno ha sbagliato deve fare il carcere. Tu che l'hai provato e che poi hai capito l'importanza di riprendere in mano la tua vita, cosa vuoi dire? Guardi, chiedo scusa ma la devo correggere, io non sono stato in carcere. Ah no? No, però ho fatto comunque i miei sbagli nella vita e ho pagato in maniera diversa, ho vissuto molto tempo in una comunità di recupero. Ah, ecco. Esatto, Ricordo, quindi sì. All'uscita da quella comunità ha cominciato a nascere nel mio cuore il desiderio comunque di restituire quello che avevo gratuitamente ricevuto e che mi ha salvato la vita in parte. Quindi questo era un seme che era presente dentro di me. Poi nel tempo ho ricominciato a lavorare, sono passati degli anni fino al momento in cui ho incontrato un'altra cooperativa per la quale lavoravo, dove ho conosciuto Michele Montagnoli. E in quel momento le cose non erano ancora molto chiare dentro di me, però con il passare del tempo siamo diventati amici e piano piano a un certo punto io ho condiviso questo desiderio mio che avevo nel cuore e mi sono accorto che lui e l'altro socio, insomma, già dentro in carcere precedentemente avevano questo nel cuore, cioè avevano pensato e deciso che un giorno avrebbero fatto questo. Tommaso Bedin, cos'è la comunità rispetto al carcere, Tommaso? Cos'è la comunità? Perché noi sentiamo parlare tanto di comunità, di carcere minorile, di carcere, ma alla fine non riusciamo a capire cos'è veramente la comunità, se la comunità riesce veramente a integrare poi bisogna vedere da comunità a comunità naturalmente, ma cos'è la comunità nel 2025 rispetto a un carcere minorile? Ad esempio vediamo queste rivolte soprattutto nei carceri minorili, ecco, questi ragazzi che non ce la fanno più, servono proprio questi carceri minorili o servirebbero più comunità di supporto? Prego Bedin. Sicuramente bisognerebbe fare un distinguo tra i diversi tipi di comunità. Io posso parlare per la comunità che ho conosciuto io, che so essere molto diversa da altre. Queste informazioni ovviamente poi uno le recupera condividendo con altre persone. La comunità dove sono stato io è una comunità che si basava sul lavoro e sulla preghiera e ovviamente sulla relazione, quindi è stata una comunità che mi ha trasmesso sicuramente il valore del lavoro, perché il lavoro, soprattutto il lavoro gratuito, cioè dove non c'è una remunerazione, perché comunque quel tipo di lavoro dice chi sei veramente. E dopodiché vabbè, c'è un discorso anche spirituale, però magari quando non è il caso. E in questa comunità c'è la possibilità, attraverso il lavoro e attraverso gli impegni della comunità comunitaria all'interno, di fare un viaggio introspettivo dentro se stessi e andare a analizzare un po' tutto il passato senza poi rimanerne troppo incollato e cercare di recuperare un futuro sulla base delle nuove esperienze. Se lo dovessi paragonare al carcere faccio fatica perché non essendo stato in carcere, l'unica cosa che posso dire per quello che vedo è che purtroppo magari in carcere non è sempre così, o perlomeno il lavoro probabilmente forse è uno delle, non voglio dire l'unica, ma quasi, assieme ad altre attività che so che fanno in carcere, tipo la recitazione, altre tipologie di corsi, eccetera, il lavoro lì è più preponderante. Probabilmente manca una parte che io ho trovato in comunità, però non lo posso dire con certezza. Però penso un'altra cosa, penso che ciascuna persona, una volta che entra in carcere o in comunità, sta sempre nelle sue corde, cioè è lui che decide della sua vita.
Quindi anche in carcere, che magari ci sono meno opportunità rispetto a una comunità, adesso dico, comunque la persona, se vuole, anche in carcere, da come ho visto, sceglie e fa le scelte giuste, se lo vuole fare, e anche lì trova delle opportunità, che può essere il lavoro come anche altre attività. Dopodiché, come ripeto, sta sempre alla persona. Se la persona può stare 20 anni in carcere, come 20 anni in comunità, e decide di non cambiare, la comunità e il carcere non servono a nulla. Mentre se la persona ha fatto delle scelte, magari non da subito, però nel tempo, sono scelte sempre molto ponderate, molto sofferte, eccetera, però se le fa quelle scelte troverà sicuramente in tutte le opportunità che la società dà, quindi dal carcere, la comunità, tutte le altre associazioni, troverà sempre delle opportunità, troverà sempre degli strumenti che la società dà per venire fuori e fare le scelte giuste e recuperare la vita, recuperare la dignità. Allora andiamo a vedere anche questo villaggio delle associazioni con le arti marziali. Andiamo a vedere Raffaele Garisi, ecco che anche lui sta cercando di entrare anche nelle scuole, è già entrato in una scuola importante della professoressa Ferraro che abbiamo avuto ospite, e quello che ha detto è che questi ragazzi e ragazze sono molto interessate, ecco, queste regole, queste discipline gli intrigano parecchio. Sentiamo cosa dice Raffaele Garisi. Un altro numero uno in questo sabato bellissimo, stiamo con Vittorio Caselato. Chi è Vittorio Caselato? Ma chi non conosce Vittorio Caselato? Sentiamo soprattutto cosa dice dei giovani. Ecco, questi giovani rabbiosi, Vittorio, tu con questa palestra importante di judo stai cercando anche di far capire che i percorsi possono essere diversi. Forse questi ragazzi dovrebbero essere affidati più a voi che forse avete l'idea di come tirare fuori la rabbia, ma nel senso buono, non come fanno loro nel senso cattivo. Ma non vedo questa attenzione, purtroppo, o sbaglio? Purtroppo no. Quello che cerchiamo noi è di incanalare la loro forza, la loro voglia di farsi notare in uno sport. Il judo, come altri sport, riescono assolutamente a trasmettere ai ragazzi la capacità di dimostrare quanto sono forti, ma incanalati in situazioni educate e con delle regole, e non per la strada. Quanto importante sono le discipline sportive, indipendentemente da quale disciplina, ma soprattutto perché si inizia così tardi, dalla quinta elementare, a fare le discipline sportive, attività motoria? Che messaggio vuoi lanciare, Vittorio, anche con la tua palestra? Cosa vedi? Allora, tutto questo è vero, purtroppo troppo tardi i ragazzi si avvicinano allo sport. È più facile rimanere a casa e giocare con la PlayStation o altre cose che non fare sport, dove c'è un impegno. Però la colpa la do anche ai genitori, i quali non sempre aiutano i ragazzi, preferiscono che passino il pomeriggio davanti al telefonino piuttosto che in una palestra, perché è scomodo accompagnarli, è scomodo poi la domenica partecipare ai tornei. Dovremmo fare un esame di coscienza noi adulti. Grazie a Vittorio Caselato, grazie a questa palestra Sport Team via Fonderia, che dà la possibilità di intraprendere dei percorsi veramente buoni, non cattivi e non rabbiosi, con una certa anche eleganza e disciplina. Grazie. Raffaele Garisi, Capoeira. Allora, che giornate sono? 4 giornate, speriamo che domani, domenica, ci lasci un po' respirare questo tempo, però noi ci siamo comunque. Prego. Bene, allora intanto ci fa piacere tantissimo essere qui, perché è una manifestazione comunque importante dove ci sono moltissime associazioni, e questo è veramente una cosa bella in cui tutte le associazioni si raggruppano. E noi ci siamo, e quindi al di là del tempo, al di là di quella che è il caldo oppure la pioggia, l'altra volta c'era pioggia, questa volta c'è più caldo, ma noi ci siamo sempre, e come tutti, perché ci fa piacere esserci, questa è la cosa importante. Allora, io so che anche tu ti occupi di ragazzi, vai nella scuola, cos'è che vedi? Questa rabbia repressa che quando esplode non ce n'è per nessuno, ma fanno del male a loro stessi e soprattutto alla comunità. Come cercare di far capire che la rabbia può essere anche gestita in maniera diversa grazie anche a queste discipline, a queste arti marziali? Mirella, guarda, le arti marziali servono a dare un po' di disciplina, appunto, a fare un po' di educazione, a educare un po' i ragazzi, sia
soprattutto attraverso l'esempio, questa è la cosa importante, e poi attraverso un insegnamento che è quella del rispetto. Prima di tutto le arti marziali, la cosa fondamentale è il rispetto reciproco, quindi rispettare l'altro e la tolleranza, la fratellanza, tutte queste sono cose che noi insegniamo e che mettiamo anche in pratica. Grazie a Raffaele, salutiamo anche Alessandro. Ciao Mirella, è un piacere essere in questa manifestazione che è sempre molto bella, e noi come diceva il maestre, lavoriamo molto sulla conoscenza anche delle nostre energie interiori tramite questa arte marziale che è molto frizzante ed energetica e solare, però nella quale non manca l'aspetto della disciplina e proprio dell'arte marziale come la conosciamo in tutte le arti marziali, quindi conoscere le energie che abbiamo e farle sprizzare come un sole, però nel rispetto dell'altro e anche nella conoscenza di noi stessi e dei nostri lati oscuri e luminosi, ecco. Quindi... Salutiamo anche un uomo molto conosciuto, tanti anni che Mirella conosce, ecco, questo atleta, lui è proprio un atleta, oltre che fa arte marziale, guardate, un'agilità che è unica. Come si arriva ad avere la tua agilità? Si arriva con c'è un po' di impegno dietro a questa cosa qua, ci vogliono anni di lavoro e allenarsi e disciplinare il fisico per poter fare delle evoluzioni notevolmente complicate. C'è tutto un lavoro dietro di ore e ore di impegno, e questo appunto un po' scoraggia tanti, però è l'unica maniera per arrivare ad ottenere certi risultati. Allora, Tommaso Bedin, ormai veramente siamo quasi in chiusura, ma l'importanza di capire che se ci uniamo possiamo fare tante cose assieme, specialmente con queste discipline che riescono a tirar fuori la rabbia, ma nella maniera corretta, nella maniera giusta, nel rispetto di se stessi, del proprio corpo e di quello degli altri. Prego Tommaso, cosa vuoi dire dopo aver visto questo servizio? Ma sicuramente, come mi riallaccio a quello che dicevo prima, cioè sicuramente anche questo che abbiamo appena visto è uno strumento, è una grossa opportunità che vale per tutti, vale per noi, vale per i ragazzi che escono dal carcere, per le persone, diciamo così, normali, che non hanno problemi gravi o non hanno grosse difficoltà, ma che comunque sono nella fase educativa. Ecco, quello che mi sento di dire in conclusione è che magari, sai, noi veniamo qua, raccontiamo tante belle parole, eccetera, però quello in cui noi crediamo è che noi, come dire, per dipingere il nostro lavoro, la nostra cooperativa e quello che stiamo facendo, invitiamo le persone a venire e a vedere, a venire a toccare con mano. Questo è il nostro, come dire, cerchiamo di distinguerci per questo, cerchiamo di conquistare sul campo, quindi proprio sul campo, con il lavoro, con l'incontro vero, il nostro biglietto da visita. Ecco, insomma, cerchiamo di esserci e di fare le cose non al 100% pulite, ma al 110%. Tommaso, e questa rabbia, come vedi questi ragazzi che arrivano da voi, come li vedi, cosa dicono questi ragazzi? Come dici tu, è importante il dialogo, l'ascolto, prego. Sì, sicuramente il dialogo e l'ascolto sono fondamentali. La rabbia dei ragazzi lo vedo soprattutto nei ragazzi più giovani, adolescenti, post-adolescenti. Non sono nessuno per poter dire da dove arriva questa rabbia. Sicuramente i fattori che scatenano questa rabbia sono tantissimi, sono legati all'ambiente in cui vivono, all'educazione che hanno ricevuto. Ecco, non mi sento di dire niente di particolare su questo discorso. Sicuramente ce n'è tanta, qualcosa che può aiutare a sfogare questa rabbia, appunto, sono le relazioni, il lavoro, l'impegno, la fatica soprattutto, e accettare la sofferenza che
può essere utilizzata come strumento per ottenere la gioia, per ottenere la vita, per ottenere la dignità. E alla politica cosa chiederesti, Tommaso? Ecco, più strutture, ecco, abbiamo bisogno di strutture, i genitori si lamentano che ci sono poche strutture per questi ragazzi, è così come vedi tu la situazione? Allora, da questo punto di vista io alla politica chiederei di essere un po' più presente, come ho detto, sul campo, cioè di venire a vedere, a toccare e cercare di essere aderente alla realtà che in quel momento incontrano venendo a trovarci. Trovarle noi, ma come trovare tutto il resto delle realtà del territorio. Dopodiché organizzare progetti veramente concreti e non mirati ad altro, insomma, ecco. Mi sembra molto chiaro quello che hai detto, speriamo che qualcuno capisca l'importanza anche di queste associazioni che fanno queste attività fondamentali, come ha detto Tommaso Bedin, bisogna crederci, bisogna investire su queste, abbiamo bisogno che anche la politica faccia investimenti, perché investire su queste strutture vuol dire investire nella famiglia, avere la possibilità di dare più tranquillità alla famiglia, e ti ringrazio per averlo detto, veramente grazie a Tommaso Bedin, presidente cooperativa sociale all'Opera. Grazie, buon lavoro. Grazie veramente grazie Tommaso, Mirella. Grazie di essere stato con noi, grazie. Adesso vi lascio con la musica composta e cantata da questi ragazzi, grazie a questa insegnante, a Paola Manzan, a questa scuola veramente molto importante, e perciò noi poi ci vedremo lunedì naturalmente ancora con voi. Ciao, buon fine settimana. È per pochi questo mondo, meglio stare in un sonno profondo. Forse è il mio pensiero, ma non vedo più niente di vero. Come strana questa gente, sembra che non gliene importi niente. Cambio il mio modo di stare nel mondo, aspettando che arrivi il risveglio di chi ancora capito non ha. Vivo respirandomi ogni secondo, liberando anche te dall'imbroglio che incatena chi non capirà. Penso dove andare, non ci lasciano neanche sognare. Ci si prova a stare in piedi, spesso poi ci si trova sospesi. Spero per davvero che la luce poi illumini il buio e anche l'ultimo pensiero renda libera la sua anima. Cambio, cambio, cambio mentre vivo, vivo, vivo. Cambio, cambio, cambio mentre vivo, vivo, vivo. E sogno, sogno, sogno mentre cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio mentre vivo, vivo, vivo. Cambio, cambio, cambio mentre vivo, vivo, vivo. E sogno, sogno, sogno mentre cambio, cambio, cambio. Cambio il mio modo di stare nel mondo, aspettando che arrivi il risveglio di chi ancora capito non ha. Vivo respirandomi ogni secondo, liberando anche te dall'imbroglio che incatena chi non capirà. Cambio il mio modo di stare nel mondo, aspettando che arrivi il risveglio di chi ancora capito non ha. E sogno che quell'incubo al mio ritorno non sia altro che pioggia nel buio che il ricordo poi cancellerà. Cambio, cambio e vivo.
notte soprusi, perenne solo dolore, senza sole né amore, figli strappati alle loro madri, dentro quei pasti leggiadri, rimane solo presenza di questa sofferenza. Dici che li ami e per te tutto uguale, giuri che li ami e poi gli fai del male. Dici che li ami ma non ti importa niente, giuri che li ami ma resti indifferente. Dici che li ami e per te tutto uguale, giuri che li ami e poi gli fai del male. Dici che li ami ma non ti importa niente, giuri che li ami ma resti indifferente. Animali, non ci pensi mai che siamo tutti uguali, forse non lo sai che siamo animali, non ci pensi mai che siamo tutti uguali, forse non lo sai che siamo animali, animali, non c'è differenza di specie, essere più capace, non c'è cuore migliore, testa, pelle, colore, vite, che puoi rendere speciali, con scelte radicali, siamo tutti più uguali, giusti, vivi, animali. Dici che